Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di martedì 28 maggio. Come al solito, prima dei quotidiani diamo uno sguardo alle agenzie. Prima l'ANSA.it, l'apertura con i risultati delle europee, delle regionali e delle comunali in Piemonte, e poi i principali comuni. Per quanto riguarda le europee, il dato è Lega 34,33%, PD 22,69%, Movimento 5 Stelle 17,07%, Forza Italia 8,79%, Fratelli d'Italia 6,46%, più Europa 3,09%, fuori dai giochi. Governo, pressing di Salvini e Di Maio chiede un vertice, titola l'agenzia ANSA in apertura. La Lega trionfa, crollo del Movimento 5 Stelle, PD sorpassa i 5 Stelle, Berlusconi rilancia il nuovo PDL con Matteo leader, gelo della Meloni, scrive l'agenzia ANSA in apertura nel sommario. Uno speciale europeo con affluenza boom, i populisti non sfondano, volano i verdi, questo per quanto riguarda il quadro europeo. Nel suo complesso la Lega è il primo partito, il PD supera i 5 Stelle, bisogna cambiare i vincoli europei, dice Salvini. La seconda notizia invece ha a che fare con Tokyo, accoltella bimbe alla fermata dell'autobus, 2 morti. Folle gesto di un quarantenne stamani nel quartiere Kawasaki, altri 17 feriti, tra cui 13 alunne di scuola elementare. Questo nella capitale del Giappone. Di almeno una bimba morta e 17 feriti, tra cui 13 alunne di scuola elementare. Il bilancio di un accoltellamento avvenuto stamani a una fermata del bus nel sud Tokyo, nel quartiere Kawasaki. Morto anche l'assalitore, un uomo tra i 40 e i 50 anni, aveva 2 coltelli. I vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata d'emergenza alle 7:45 ora locale, erano le 0:45. In Italia, il Giappone è uno dei paesi con più bassi tassi di criminalità al mondo e spesso i bambini già dalla scuola elementare sono abituati a recarsi alle lezioni senza la supervisione degli adulti, scrive l'agenzia ANSA. Poi di nuovo la politica e le elezioni, il Piemonte al centrodestra, ma Bari, Firenze e Bergamo vanno al PD, le elezioni amministrative. Cirio governatore in Piemonte, Chiamparino medita l'addio. Per il Movimento 5 Stelle addio invece a Livorno e Avellino. A Riace Lucano non ce la fa. Nel paese calabrese del famoso sindaco pro immigrati, la Lega è primo partito. Conferma del centrodestra a Perugia, tante le sfide ai ballottaggi. Poi Di Maio e il flop del Movimento 5 Stelle. Abbiamo ricevuto una bella lezione. Riunione al Ministero dello Sviluppo con Di Battista. Stasera riunione dei capigruppo a Camera e Senato. Terremoto a 5 Stelle. Poi Ciriaco De Mita, rieletto sindaco a Nusco a 91 anni, secondo mandato per l'ex leader democristiano, in prima pagina sulla agenzia ANSA. E poi il travaso dei voti da 5 Stelle a Lega. L'analisi del voto, i flussi analizzati da SVG, l'istituto SVG. Il giorno dopo il trionfo della Lega alle europee, che si va confermando anche alle amministrative, SVG analizza l'elettorato su un campione rappresentativo di 8.000 elettori residenti in Italia, che ha decretato il successo di Salvini, passato in un anno dal 17,4% delle politiche 2018 al 34,3% delle europee. Se lo zoccolo duro proviene dall'elettorato del Carroccio, col 52%, il 17% aveva votato 5 Stelle, il 14% non aveva votato, il 10% aveva votato Forza Italia. Il PD, passato dal 18,7% delle politiche alle europee 2019 al 22,6%, recupera il suo elettorato da 5 Stelle e sinistra. Per quanto riguarda Forza Italia, astensionismo e travaso di voti verso la Lega spingono la percentuale del partito di Berlusconi sotto le 2 cifre, dal 14% delle politiche all'8,8% delle europee. La geografia del voto ha spostato 6 milioni di voti verso la Lega e ha tolto 3 milioni di voti ai 5 Stelle. Forza Italia ha perso 2 milioni di voti. La Lega, insomma, partito della nazione. Il consenso della Lega cresce da nord a sud. Nel nord-ovest passa dal 25,7 al 40,7%, nel nord-est dal 25,5 al 41,7%, più che raddoppia al centro, dal 15,6 al 33,5%. Soprattutto quadruplica al sud e nelle isole, dal 6,2 e 6,6% nelle isole al 23,5 e 22,4% rispettivamente. Il travaso è diretto, con voti persi dai 5 Stelle
che al sud subiscono un tracollo dal 46 al 29%. Stessa sorte al nord. Il PD invece cresce solo al nord-est guadagnando 22.000 voti, al nord-ovest, al centro-sud no. Il voto dei giovani tra i millennials, travaso di voti da 5 Stelle a Lega e PD. Il Movimento 5 Stelle rispetto al 2018 perde il 15% dei consensi tra le persone nate tra l'80 e il 96. Il Carroccio guadagna l'11%, passando dai consensi del millennials, mentre il PD il 6%, più 3% in questa fascia d'età anche per il partito di Giorgia Meloni. Il 5 Stelle non convincono nemmeno tra i neovotanti. Nella generazione X, nati dopo il 1997, il Movimento 5 Stelle perde il 25% dei consensi. La Lega ne guadagna il 21%, il PD il 9%, mentre per quanto riguarda le donne abbandonano Forza Italia e 5 Stelle a favore della Lega. Tra il 18 e il 19 il partito di Salvini guadagna il 17% nel consenso femminile, mentre il Movimento 5 Stelle perde il 14%. E boom della Lega a danno dei 5 Stelle anche tra le fasce più povere. Il PD recupera ma resta basso. Tra i poveri, tra virgolette, la Lega guadagna il 18% rispetto al 2018, mentre i 5 Stelle perdono il 17%. Lega in crescita sia tra gli operai che tra i professionisti. È sempre l'analisi SVG post voto. Il Carroccio guadagna consensi tra gli operai rispetto al 2018 con un considerevole più 29%, mentre i 5 Stelle perdono il 20%. Professionisti delusi dal Movimento 5 Stelle, mentre cresce il consenso per la Lega, che rispetto al 2018 guadagna il 12% dei voti di questa categoria. I pentastellati perdono il 13%. Tra i professionisti cresce il consenso a Fratelli d'Italia e per il PD, così l'agenzia sta riportando le analisi del voto fatte da SVG. Noi faremo un'analisi invece sulla scorta anche di quello che ha scritto sul suo blog Riccardo Ruggeri e su Zafferano.news, il suo settimanale, ma ne parleremo con lui alle 9.30. Intanto, tornando all'agenzia ANSA, europee nomine in Unione Europea, telefonata fra Conte e Merkel, in prima fase dibattito sul metodo per le scelte dei top jobs europei, cioè delle cariche di vertice, e Berlusconi. Per me ancora grande stima dopo 5 anni, dice Berlusconi. Poi c'è la questione del Mercatone 1. Il ministro Di Maio dice che l'obiettivo è la cassa integrazione guadagni straordinaria, un tavolo che si apre il 30 di maggio. Su Mercatone 1, tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico con creditori e fornitori, obiettivo da attuare subito la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori, ha detto il vice premier Di Maio. Sono 1.800 i posti a rischio in tutta Italia per il Mercatone 1. Il vice premier e ministro dello sviluppo economico ha detto che il Tribunale di Bologna deve autorizzare la procedura di amministrazione straordinaria e riprendere l'esercizio provvisorio il prima possibile, dice il ministro Di Maio, per consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali. Poi la fase di reindustrializzazione per dare un futuro certo ai lavoratori. Ma vediamo anche l'ADN Kronos. ADN Kronos apre la sua prima pagina, adnkronos.com, con i dossier che ora scottano. Dopo le elezioni la Lega chiede di riscuotere il premio su TAV, flat tax e deficit. Per Salvini, che ora detta l'agenda, gli italiani hanno dato un mandato chiaro: andate e fate. E Di Maio avrebbe detto ai suoi: stacchiamo la spina o no, mentre il centro-sinistra tiene alle amministrative di Bergamo e Firenze, per dire due delle principali città al voto, dove hanno rivinto Gori e Nardella. Trionfa Cirio invece in Piemonte. E ancora, senza il nostro libro Salvini avrebbe preso il 40%, dice Francesco Polacchi, fondatore e proprietario della casa editrice vicina a Casa Pound, commentando con l'ADN Kronos il risultato delle europee. C'è ancora un altro titolo in prima pagina su ADN Kronos: il passaggio del programma di Fazio su Rai 2 dalla prossima stagione. E poi in Austria sfiduciato il cancelliere Kurz, mentre in Italia Zingaretti, segretario del PD, parla di ripartenza. Vediamo anche l'AGI velocissimamente, poi andiamo alle pagine Facebook di Salvini e Di Maio come al solito. La Lega ha stravinto le elezioni, ma in Europa avrà un ruolo marginale? La domanda che si pone l'agenzia AGI. Abbiamo messo a confronto le dichiarazioni di Salvini e quelle del segretario del PD Zingaretti sul peso del primo partito italiano all'interno del Parlamento europeo. Poi ci sono anche gli scenari della mega fusione Fiat Chrysler Renault. Se il matrimonio andrà in porto, Elkann diventerebbe presidente, Senna amministratore delegato.
e i malumori dei 5 Stelle dopo la sconfitta delle europee, nonché l'effetto di Greta Thunberg sul voto europeo, i Verdi che riprendono in Germania non solo. Da dove sono arrivati i voti alla Lega di Matteo Salvini? Anche qui all'Istituto Cattaneo, invece, aver indagato i flussi elettorali avvenuti in alcune città. Lega piglia tutto, conquista voti dall'alleato di governo a 5 Stelle, dai partiti di centrodestra e talora anche dal PD. Il Movimento 5 Stelle traghetta voti verso il partito di Salvini, il PD limita le perdite ma non attrae nuovi elettori, e questa è l'analisi sintetica dell'Istituto Cattaneo sui flussi di voto per le europee. Con questo lasciamo anche l'agenzia AGI e andiamo a vedere la pagina Facebook di Matteo Salvini, che si apre con una sola parola: grazie Italia. Poi su Rai 1 l'intervento ieri da porta a porta, da Vespa a Vespa, Bruno Vespa su Rai 1 per gli storici risultati della Lega. La diretta dal Viminale, sono 19 minuti, 9 milioni di volte grazie, ora si torna al Viminale. Altri messaggi appunto di Matteo Salvini dopo il voto. Grazie, 9 milioni di volte grazie amici, mi avete emozionato, saremo sempre più forti per difendere l'Italia in Europa. Arrivo a Roma, Ministero dell'Interno, ufficio lavoro, grazie. Così Matteo Salvini. Poi la diretta da Milano, la conferenza stampa, sono 40 minuti, li avete già sentiti. E intanto diamo uno sguardo rapido anche alla pagina di Luigi Di Maio, conferenza stampa in diretta dal Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico, 20 minuti in cui Di Maio dice la sua, e poi la trovate anche sul blog delle Stelle, naturalmente, le considerazioni di Di Maio sul voto per i 5 Stelle, non particolarmente lusinghiero il risultato, come ormai tutti sanno. Un'intervista rilasciata da Luigi Di Maio al Corriere della Sera, e intanto adesso vediamo i quotidiani di oggi, lasciando per un attimo le pagine Facebook. Il Corriere della Sera apre con questo titolo: Salvini apre subito 2 fronti, pressing sulla flat tax, attacco all'Europa, alle comunali il PD vince a Firenze e a Bari, netta vittoria per Matteo Salvini col 34%, e si aprono 2 fronti, la flat tax e i nuovi rapporti con l'Europa, mentre il PD vince a Firenze, Bari e Bergamo alle amministrative, ma perde la regione Piemonte. Poi c'è la chiacchierata di Marco Cremonesi con il leader della Lega Salvini, un contratto tra euroscettici e ora il governo varerà la riforma fiscale, il retroscena più che altro. Finito il tempo dell'attesa, le misure di Salvini sul tavolo, il piano a Roma e a Bruxelles vuole un patto sovranista e il commissario alla concorrenza, che devo dire, il governo va avanti se fa quello che tutti si attendono, dice Salvini, le persone si aspettano che noi abbassiamo le tasse, quello è il punto, quella è la sfida. E poi rilancia per Bruxelles e propone un contratto con tutte le forze sovraniste, scrive il Corriere della Sera, perché un gruppo da 50 deputati vale qualcosa, da 100 o più grande vale moltissimo, dice il vice premier, che ha deciso che è tempo di rompere gli indugi. Estensione della tassa piatta, la flat tax, l'aliquota unica, al primo posto nell'agenda del governo, a dispetto del fuoco di sbarramento che è già partito. Anzi, non si è mai interrotto, dice Salvini, ma questo è l'unico punto che non ho dimenticato in nessun comizio, in nessuna piazza. Userò il vostro voto per ridiscutere le politiche economiche, per ridurre le tasse. Gli altri dossier non sono impalliditi neanche un po'. Questa settimana si deve fare il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno il decreto sicurezza bis era già pronto, ci hanno chiesto di aspettare le elezioni. Sono passate e mi aspetto che il decreto approdi in Consiglio. Lo stesso vale per le autonomie regionali. Anche su quelle è finito il tempo dell'attesa. È dunque sui dossier economici che Salvini misurerà le possibilità del governo di andare avanti. Quando Di Maio in conferenza stampa aveva detto che non rinunceremo mai a dire in questo governo su cosa non siamo d'accordo, faremo argine a quello che non ci va bene, Salvini non nasconde l'irritazione. Argine rispetto a cosa? Se è il suo stato emotivo lo rispetto, a me basta che il fiume non scorra in direzione contraria e ostinata rispetto agli accordi, poi ognuno può sentirsi argine rispetto a quel che preferisce. Per Luigi Di Maio oggi è stata una giornata difficile, le battute a caldo non contano, conta quello che uno fa, dice ancora Matteo Salvini. Incontri con il premier Conte, con Luigi Di Maio,
non ancora fissati a ieri sera. Salvini comunque ha ricevuto la chiamata di Berlusconi per le congratulazioni sul risultato, nessun contatto con Giorgia Meloni, che invita Salvini a mollare i 5 Stelle. Salvini vedrà i nuovi europarlamentari oggi, ribadirà l'importanza del rapporto con gli altri gruppi. Io e Marine Le Pen siamo già 50 deputati, poi ci sono spagnoli, austriaci, belgi. In un altro contesto Orban e i polacchi. Il punto è aumentare la massa critica. Un gruppo da 100 o più grande vale moltissimo. Per questo io intendo proporre a tutti i possibili partner europei un contratto, come quello che ho fatto funzionare per il governo italiano. Poi c'è la partita dei commissari europei. Il Premier Conte inizierà la discussione con gli altri capi di governo sui criteri di designazione. Per la Lega il risultato migliore sarebbe il commissario alla concorrenza, strategico per il suo essere trasversale a tutti gli altri e decisivo nelle partite sugli aiuti di Stato. Ma la preoccupazione è che si preparino tiri mancini, per esempio l'istituzione di un commissariato al turismo da assegnare ai non allineati. Così il leader della Lega nel resoconto di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. In prima pagina sul Corriere anche un'intervista a Romano Prodi. Ora serve un passo in più, una classica espressione per dire chissà cosa. A Roma ha vinto, ma in Europa Salvini non potrà alzare la voce, dice Romano Prodi. L'analisi di Nando Pagnoncelli: il Movimento 5 Stelle ha perso oltre 6 milioni di voti, in parte astenuti, in parte hanno scelto l'alleato di governo, la Lega. E poi abbiamo in primo piano anche la fusione Fiat Chrysler-Renault, che sono pronti a fondersi. La proposta della casa italo-americana è sul tavolo del Consiglio di amministrazione di Renault, riunitosi ieri per vagliarla, ma sembra più che altro un passaggio formale per il via libera. Saremo il terzo gruppo al mondo, non chiuderemo gli impianti, garantisce il presidente John Elkann, ma i sindacati manifestano timori sull'occupazione. La fusione Fiat Chrysler a Renault. Per quanto riguarda ancora la politica, l'editoriale del direttore Luciano Fontana: risparmiateci prove di forza. I giorni del grande gelo sono stati interrotti da Matteo Salvini con un SMS, rassicurare Luigi Di Maio, confortarlo con la promessa che nulla cambia per il governo, si va avanti 4 anni, il leader della Lega, dominatore della scena, sa che non è vero, le cose non stanno così, nulla sarà più come prima. Per favore, dice il direttore del Corriere della Sera, risparmiateci le prove di forza sulla scena politica italiana. Vediamo se c'è la sintesi del ragionamento di Luciano Fontana. Il futuro del governo, le nostre aspettative. Salvini è consapevole dei compiti che lo attendono, sa anche in quale angolo ha chiuso il Movimento 5 Stelle. Infine, il caffè di Massimo Gramellini, che addirittura è leopardiano oggi, sempre caro mi fu. Con tutto il tempo che aveva a disposizione, l'infinito di Giacomo Leopardi ha deciso di compiere 200 anni proprio quest'anno e di festeggiarli proprio oggi nella piazzetta di Recanati, con vista sull'Ermo Colle e in tante altre piazze e scuole d'Italia. Senza alcun rispetto per quanto di ben più importante sta accadendo nelle stesse ore: gli interminati spazi e i sovrumani silenzi di Di Maio, quel Salvini che alza la siepe e bacia il rosario, ove per poco il cor non mi spaura, ma come odo stormire il vento dei suoi adulatori e degli ossessionati da lui, che fanno danni anche peggiori, rima indegna del poeta, lo riconosco. L'infinito silenzio a queste voci dei social vo comparando e mi sovviene l'eterno. Mi sovviene l'immagine di un filosofo materialista di appena 21 anni, profondamente convinto che tutto fosse nulla, mentre passeggia sul monte Tabor e, scrutando il confine che la natura gli ha posto dinanzi agli occhi, lo oltrepassa con l'arte e scrive il più struggente inno alla vita mai concepito dal cuore umano. L'infinito è come la Gioconda: ogni volta che ti ci specchi assume un significato nuovo. Il mio di stamattina è che, se lo leggessi più spesso, mi sentirei più libero dai pregiudizi e meno arrabbiato col mondo. Ho una richiesta che non dispiacerà al ministro degli interni, conclude Gramellini. Qualora naufragassi nelle parole di Leopardi, chiedo di non essere salvato. Mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, Milano. Il dorso milanese si apre con l'esploit di Pisapia, scivola il Movimento 5 Stelle, in città Pisapia ha più preferenze di Salvini, la leghista Sardone fa il pieno, quarto Berlusconi, non ce la fa la capolista scelta da Di Maio, solo terza, Tattarella escluso, ma trova 1000 sostenitori comunque. Con questo lasciamo poi la pagina locale, andremo dopo. Vediamo l'apertura del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Le condizioni di Salvini. La Lega vuole subito flat tax,
TAV, autonomia. Di Maio dice non mi dimetto, nei comuni regge il PD, ma molte roccaforti vanno al ballottaggio. Poi la Lega che conquista Riace, icona della sinistra, il comune di Mimmo Lucano, il celeberrimo sindaco, ma anche Capalbio e Lampedusa. Capalbio, storico luogo dei radical chic di PD sinistra, PDS, DS, bla bla bla, uno dei paesi considerati roccaforte appunto della sinistra radical chic, si risveglia con un'anima profondamente leghista. Alle europee la Lega conquista un clamoroso 47,2% a Capalbio, 41,9% a Riace. Sarà un sindaco leghista sostanzialmente a guidare l'amministrazione dopo la lunga esperienza del sindaco Mimmo Lucano, che non è riuscito neanche a essere eletto consigliere comunale. Di Lampedusa abbiamo detto, simbolo dell'accoglienza ai migranti, qui il partito di Salvini è al 45,85%, più del doppio rispetto al PD. Brescello, il paese di Don Camillo e Peppone, la Lega è primo partito con il 43% dei voti, in controtendenza rispetto alla provincia di Reggio Emilia, dove la Lega è secondo partito, 5 punti dietro al PD. A Predappio, paese natale di Benito Mussolini, il paese passa al centrodestra, il nuovo sindaco è Roberto Canali, candidato di Uniti per Predappio, lista sostenuta da Lega Forza Italia Fratelli d'Italia, 60,1%, e per la prima volta nella sua storia anche il comune di Pontedera, Pisa, andrà al ballottaggio per scegliere il sindaco. Città Sant'Angelo e Matteo Perazzetti, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di quest'altra roccaforte della sinistra, nel Pescarese. E in Valsusa la Lega non espugna solo le roccaforti del PD e si afferma anche in Valsusa, storica piazza piemontese favorevole ai 5 Stelle, no TAV. Così il primo piano sul Quotidiano Nazionale con il commento del direttore Michele Brambilla: io non rompo, dai rompi tu. Non si infierisce mai sui vinti, neanche su Di Maio, nonostante lui non abbia avuto lo stesso riguardo con chi perse le elezioni precedenti. Lasciamo perdere la mancanza di autocritica di Di Maio, che per giustificare la Waterloo ha tirato in ballo l'astensionismo. È già abbastanza grottesco che abbia detto nessuno nel movimento ha chiesto le mie dimissioni, come se un capo che dimezza i voti nel giro di pochi mesi non debba avere la sensibilità di presentarle di suo le dimissioni, ma lasciamo perdere. Veniamo al succo del discorso della sconfitta pronunciato ieri da Di Maio, apparentemente una rassicurazione sulla continuità del governo. Di Maio, osserva Brambilla, ha detto che questo voto spronerà lui e il movimento a realizzare con più rapidità ed efficacia i punti previsti dal contratto di governo con la Lega. Ma siccome Di Maio ha qualcosa di democristiano dentro, quelli che capiscono i sofismi della politica insinuano che abbia parlato alla nuora perché suocera intendesse, cioè che Di Maio abbia lanciato alla Lega messaggi che somigliano a minacce, ad esempio quando ha detto che il movimento frenerà gli estremismi o quando ha chiarito che il dossier TAV è nelle mani di Conte, che propriamente non sono quelle di un SIT-TAV. Insomma, il dubbio è che Di Maio voglia arrivare a cercare al più presto l'incidente che spinga la Lega a fare il passo che i 5 Stelle non vogliono fare, cioè far cadere il governo. Ammesso che tutto questo accada, conclude il direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla, non sappiamo se basterà a salvare a Di Maio il posto e la carriera. Potrebbe però servire a tentare una nuova alleanza di governo di sinistra per fronteggiare una coalizione di destra che alle urne risulterebbe vincente. Sarebbe per il Movimento 5 Stelle un'altra prova di rinnovamento o, se si vogliono chiamare le cose col proprio nome, di trasformismo, così scrive il direttore del Quotidiano Nazionale. Andiamo a vedere anche Repubblica. Ora Salvini dà i 30 giorni a Di Maio, il titolo d'apertura, la Lega al 34%, detta le condizioni ai 5 Stelle, subito autonomia, flat tax, TAV e decreto sicurezza. Il leader dei 5 Stelle è in difficoltà, stacchiamo la spina, per ora no. L'Unione Europea domani manda la lettera di richiamo sui conti italiani e con questo lasciamo anche la prima pagina di Repubblica, che con Massimo Giannini nota c'è ancora vita sul pianeta rosso, che sarebbe poi il Partito Democratico. La stampa di Torino apre con Salvini: sul debito dirò no all'Europa. Il leader del Carroccio anticipa la risposta alla lettera della Commissione europea, rivedremo i parametri. Il Quirinale attende il vice premier, timori di Conte, il ministro vuole la mia poltrona e apre al TAV, sì per il treno ad alta velocità.
Mentre i sovranisti hanno le radici in Italia, scrive Maurizio Molinari, il direttore della Stampa, nel commento di prima pagina. Nelle elezioni di domenica per il Parlamento europeo l'Italia ha messo in mostra 3 caratteristiche che ne avvalorano il ruolo di laboratorio del populismo europeo. La prima, la fluidità dell'elettorato, il crollo dei 5 Stelle, il balzo in avanti del PD. Archiviate le ideologie e il legame coi partiti, gli elettori scelgono sulla base di considerazioni repentine. La seconda caratteristica è il fatto che il totale degli elettori Lega e 5 Stelle resta nel complesso stabile rispetto alle politiche dello scorso anno. L'entità della protesta del ceto medio, che ha innescato la sfida ai partiti tradizionali, resta tale. Ne esce una dinamica della sfida tutta populista. La cornice dello scontro è il popolo della protesta, al cui interno le preferenze dei singoli si spostano a grande velocità, scrive il direttore della Stampa Maurizio Molinari. La terza caratteristica è quella che ha condizionato di più l'esito del voto. Il piccolo crocefisso che Salvini mostra fra le mani nel discorso della vittoria esalta il fattore chiave che ha permesso alla Lega di svaligiare la cassaforte di voti dell'alleato rivale. Il richiamo all'identità etnico-nazionale. Se i 5 Stelle ondeggiano fra destra e sinistra, non hanno un DNA definito, la Lega fa l'opposto, esalta una matrice composta di carne e sangue, le radici cattoliche della nazione. Una scelta che evoca il linguaggio sui valori cristiani che distingue Trump negli Stati Uniti, Bolsonaro in Brasile, Orban in Ungheria, così come il legame con la Chiesa ortodossa nel DNA di Putin. L'esaltazione delle radici, il richiamo a valori religiosi, tradizioni familiari è caratteristica del sovranismo. Offre ai singoli la possibilità di riappropriarsi della propria identità, in alternativa alla globalizzazione e alla multietnicità, in ultima istanza alla convivenza col diverso. È un'idea tribale di Stato che vede nel nazionalismo un processo per sottrazione, cioè allontanandosi da chi ha identità differenti. Questo sovranismo, con radici etniche, accomuna Salvini, Farage, Le Pen, con la volontà di creare un supergruppo nel Parlamento europeo. Impossibile dire quale sorte avrà tale tentativo di trasformare il sovranismo in entità politica organizzata a Strasburgo. Il nostro è il paese laboratorio, scrive Maurizio Molinari sulla Stampa di Torino. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Torniamo brevemente alla Stampa di Torino. Fiat Chrysler Renault, fusione alla pari, Elkann dice nessuna chiusura di stabilimenti, e poi torniamo a Salvini con il buongiorno di Mattia Feltri. Salvami la pelle. Gli italiani saranno mica diventati tutti d'un colpo fascisti? Chiedono retorici e beati Matteo Salvini e i suoi. No che non lo sono diventati. I tremendi babau di Casa Pound hanno preso lo 0,33, quasi un terzo dei comunisti stalinisti di Marco Rizzo. No che non sono diventati fascisti, se no 4 anni fa, quando Renzi prese il 40, erano tutti di centrosinistra, e prima con Berlusconi erano tutti liberali, e lo scorso anno con Luigi Di Maio erano tutti boh. Semmai agli italiani capita di diventare fascisti senza volerlo, e il perché lo ha spiegato 506 anni fa Niccolò Machiavelli in un passaggio del Principe riportato ieri da anteprima di Giorgio Dell'Arti. E il popolo, vedendo non poter resistere ai grandi, volta la reputazione ad uno e lo fa principe per essere con la sua autorità difeso.
Ecco quello che vogliono, qualcuno che li salvi, che gli salvi la pelle dalle insidie del mondo. E da allora ogni pensatore, perlomeno quelli attrezzati al pensare, ha illustrato l'attitudine italiana a diffidare del governo, a non parlarne mai bene, e tuttavia ad affidarsene, non avendo la forza di fare da sé, e di aspettarsi che il governo si occupi di ogni cosa e risolva ogni cosa. Si buttano immancabilmente a obbedire, questa è di Giuseppe Prezzolini, al prestigio personale e alle capacità di interessare sentimentalmente o materialmente la folla. E come si erano incapricciati, così si annoiano e poi si imbestialiscono, perché infine nessuno è capace di salvargliela la pelle. Lo diceva il più bravo di tutti, l'adulatore sarà il calunniatore, così sulla Stampa di Torino. Mentre lasciamo la Stampa, andiamo alla Verità. La Verità apre con Di Maio che si arrende all'evidenza, la sinistra invece non ce la fa. Il pentastellato è pronto a collaborare con Salvini, PD e intellettuali al seguito, come al solito, ignorano i loro errori, danno la colpa del risultato agli elettori che Gad Lerner definisce classi subalterne. Il commento è di Maurizio Belpietro. Di Maio ha capito la lezione, il PD invece no. Gli intellettuali non accettano la volontà dei cittadini. Lerner sfotte le classi subalterne, dice lui, che scelgono i sovranisti e i progressisti sognano di limitare il suffragio alle classi colte, senza capire che è proprio questa arroganza a far volare il partito di via Bellerio. Gli indignati speciali pensano di vivere in una nazione di minus habens, ma le loro lenzuolate contro il Ministero dell'Interno non spostano nulla. A infastidire la gente comune ci hanno pensato anche le elemosiniere del Papa e le censure dell'Agcom. Il paese non va dietro a queste pagliacciate. Nuovo fiasco di exit poll e sondaggi, scrive Stefano Graziosi, sempre sulla Verità, che ha alterato la campagna elettorale. Le previsioni che davano il carroccio in calo hanno ingannato italiani, analisti e politici. Intanto il capitano piglia tutto, Lega al 34,3%, PD sempre inutile, 5 Stelle dimezzano, scrive La Verità. Il commento in taglio alto di Mario Giordano: Bergoglio riuscì perfino a perdere le elezioni, un santo autogol, scrive Mario Giordano, a furia di vade retro sovranisti il Vaticano ha perso le elezioni, stampa cattolica e clero progressista si sono schierati apertamente contro la Lega, dando appoggio alle ONG e criticando l'uso dei simboli religiosi da parte del vice premier, ma i fedeli alle urne non si sono fatti abbindolare. Avanzata del centrodestra anche nei feudi rossi, scrive ancora La Verità a centropagina, le amministrative confermano l'onda delle europee, la coalizione trainata dai Lombard conquista il Piemonte e va al ballottaggio in molti comuni storicamente progressisti come Ferrara, Prato, Livorno, Reggio Emilia. C'è poi l'elezione di Berlusconi, ma Forza Italia è dimezzata nel partito resa dei conti. Successo di Fratelli d'Italia, Meloni esulta, esiste una maggioranza alternativa con noi. E appunto il flop dei sondaggisti, ma anche il modello Riace. Ma che modello Riace? Mimmo Lucano beffato, a Riace salgono tutti sul carroccio, scrive Fabio Amendolara. La Lega travolge i fan dell'invasione, arriva prima a Riace e anche a Lampedusa. Nell'isola siciliana la Lega sfiora il 46%, Mimmo Lucano non entra neanche in consiglio comunale, espugnata perfino Capalbio. Nella spiaggia preferita dai radical chic alle europee la formazione guidata da Salvini prende il 47% e domina nell'intera provincia di Grosseto. A Castelnuovo di Porto il ministro dell'Interno aveva fatto sgomberare il centro assistenza richiedenti asilo, nonostante le proteste anche lì ha superato di ben 10 punti la sinistra. Mentre al PD non basta la battaglia per il treno ad alta velocità, in Piemonte nel tunnel ci va Chiamparino, 36% per lui contro Alberto Cirio 49,8%, 13,2% per i 5 Stelle. La regione doveva essere il fiore all'occhiello del PD, è stato un flop tremendo. Il governatore Chiamparino uscente annuncia lascio la politica, disfatta dei 5 Stelle, scrive ancora La Verità. Da segnalare il commento di Daniele Capezzone, il falso mantra degli sconfitti, cioè che in Europa non c'è nulla di nuovo, non cambia sostanzialmente nulla. L'euro nazareno PSE PPE non basterà agli ultra di Bruxelles per nascondere la sconfitta, scrive Capezzone. L'Italia al voto e la nuova Strasburgo. I giornaloni provano a esorcizzare il tonfo inneggiando all'unione contro i barbari, ma la mucchiata per difendere lo status quo non può funzionare per 8 motivi che elenca lo stesso
Daniele Capezzone. Lasciamo con questo anche la prima pagina della Verità, vediamo come la mette il Fatto Quotidiano. Per i 5 Stelle una strada obbligata, l'opposizione, scrive il Fatto Quotidiano. Il voto nazionale con Salvini che detta legge, il Movimento 5 Stelle spaccato, Di Maio non lascia ma vede i big, incluso Di Battista che lo difende e domanda: volete che stacchiamo la spina al governo? Il Movimento 5 Stelle perde Livorno, il PD tiene Bergamo, Firenze, Bari, Pesaro, Modena, ma la Lega è davanti a Ferrara. Come la mette il direttore Marco Travaglio? Guai ai vincitori, il titolo del suo editoriale. Il consueto affollamento del giorno dopo sul carro dei vincitori aggiunge caos a quello di sondaggi, exit poll, proiezioni sballate, compresi i nostri. Eppure il risultato delle elezioni europee è chiaro. Hanno vinto Salvini, più 3 milioni e mezzo di voti in un anno, Meloni più 300.000, da soli raggiungono il 40% del Rosatellum e possono fare a meno di Berlusconi, sempre che alle prossime elezioni confermino o aumentino i consensi. Tutti gli altri hanno perso. Moltissimo i 5 Stelle, Forza Italia, che hanno dimezzato i voti, un po' anche il PD che sorpassa i 5 Stelle ma in retromarcia, riesce a perdere altri 110.000 voti, peggio della debacle renziana. Se Zingaretti guadagna 4 punti percentuali è grazie al calo dei votanti e al minor astensionismo del suo popolo rispetto a quello dei 5 Stelle, grazie al fattore fascismo che in campagna elettorale ha spostato la contrapposizione fra vecchio e nuovo a quella fra destra e sinistra, che premia i vecchi partiti ideologici. Di Maio era primo sul podio, ora è terzo. Il tonfo che fa più rumore è il suo, scrive Marco Travaglio. La sua parabola politica è durata 20 mesi, dall'elezione plebiscito a capo politico nel settembre 2017 al trionfo esagerato del 4 marzo 2018 alla disfatta dell'altro ieri, il che conferma che con questo elettorato sempre più ondivago la vita media dei leader è sempre più breve. Dopo il ventennio berlusconiano, Monti durò 2 anni scarsi, Renzi 3, Di Maio meno di 2. Non vorremmo essere ora nei panni di Salvini, che rischia di aver toccato domenica l'apice della sua carriera e dovrà guardarsi dal pericolo di stufare gli elettori, perdere terreno, ritrovarsi rottamato alle prossime elezioni, se, come probabile, non supererà più il 34%. Le elezioni sono un gioco al massacro, per buttar giù ogni volta il capo del momento, senza neanche dargli il tempo di realizzare riforme di medio respiro. Molta gente vota come twitta, da Losanna al crucifige, e non solo in Italia. 2 anni fa Macron era l'imperatore, ora la Le Pen, appena sconfitta, l'ha di nuovo scavalcato. Per sopravvivere a questo frenetico tiro al bersaglio bisogna essere una Merkel, cioè avere un partito strutturato, un paese prospero, 14 anni di buon governo e elettori tedeschi. La Lega dovrebbe pensarci per tempo, al momento ha un solo capo spendibile, mentre il Partito Democratico ne ha diversi, pur di seconda mano, e i 5 Stelle vantano una panchina lunga, Di Battista, Fico, Bonafede, Appendino e altri, più Conte come candidato premier. Del resto gli ultimi 2 trionfatori alle europee, Berlusconi 2009 e Renzi 14, si sono ben presto trasformati in perditori alle politiche, potendo scegliere meglio perdere le europee che le politiche. Ora conclude il suo ragionamento, anzi si avvia a concluderlo Marco Travaglio: Salvini è il Di Maio di un anno fa e viceversa. Le percentuali di Lega e 5 Stelle si sono invertite, la somma dei giallo-verdi, anzi dei verdi-gialli, è sempre sopra il 50%, il Carroccio diventa azionista di maggioranza teorico del governo, ma con la metà dei seggi dei 5 Stelle in Parlamento a Roma. Finché non si tornerà alle urne, i voti in Parlamento sono quelli del 18, il che diminuisce le responsabilità dei 5 Stelle e aumenta il suo potere contrattuale. Almeno finché Salvini vorrà tenere in piedi il governo, avrà bisogno dei voti pentastellati. Si vedrà se Di Maio si riavrà dallo shock e sarà così abile da fare a Salvini ciò che fino all'altro ieri Salvini ha fatto a lui: fargli pesare e penare la propria forza parlamentare. Se prima la stabilità di governo stava a cuore più ai 5 Stelle, disposti perfino a tradire i principi di legalità sul caso Diciotti per salvare Salvini dal processo, ora che si sono dissanguati a causa dell'alleanza con la Lega, sarà Salvini a doverli rincorrere e blandire. Una crisi di governo col contorno di spread e caos danneggerà più lui di Di Maio, che più danneggiato di così si muore. Un periodo di opposizione farà bene ai 5 Stelle per tentare di recuperare l'identità, riorganizzarsi sui territori, darsi una gestione più collegiale con Grillo, Di Battista, Fico e compagnia. Prospettiva che consente fin da subito ai 5 Stelle di scegliere il terreno e il momento più propizio per rompere con Salvini su una grande questione di principio che restituisca l'identità a quel che resta del movimento e coinvolga altri settori dell'opinione pubblica.
come la difesa dell'unità nazionale dal disegno di legge sulle autonomie, o il salario minimo, o la lotta all'evasione fiscale, o la prescrizione. Per azzeccare il momento e il terreno, il Movimento 5 Stelle dovrà discutere impietosamente le ragioni del disastro, per evitare di pentirsi delle tante cose buone fatte e dette, tipo il no al TAV o il reddito di cittadinanza, che va difeso come giusto, e fare mea culpa sui veri errori, soprattutto uno, conclude Travaglio. Per inseguire prima Salvini, poi i sondaggi, si sono perduti l'identità e l'appuntamento con l'onda verde che premia gli ecologisti in tutta Europa, ma incredibilmente non viene intercettata da ambientalisti nati come i grillini. Leggere di più il blog di Grillo e meno i giornaloni. Ma vediamo anche la prima pagina di Libero. Licenziano Di Maio è il titolo d'apertura. Gigino crollato ammette: è andata male ma andiamo avanti. In realtà però chi perde molla. Tranquilli, a breve saranno i suoi a fargli fare la fine del mercatone 1. Grillini delusi se la prendono col capo espiatorio. Poi c'è il commento di Vittorio Feltri, le armi di Salvini, la genesi di una vittoria scontata. Bisogna saper perdere, ma è difficile imparare a vincere, occorre prudenza, capacità di gestirsi. Salvini ha ottenuto un risultato eccezionale, nonostante gli attacchi di giornali e TV e gli avversari di ogni tipo, compresi gli alleati sciagurati dei 5 Stelle, la magistratura, la Chiesa, che non gli ha risparmiato insulti, accusandolo di aver nominato invano il nome di Dio, come se l'Altissimo fosse monopolio delle gerarchie ecclesiastiche. I prelati di oggi sono smemorati, non ricordano la DC. Insomma, Matteo è stato massacrato in tutti i modi, su tutti i fronti, ma è diventato leader del primo partito nazionale. Il motivo è semplice: è stato coerente, ha fatto promesse e le ha mantenute. I suoi programmi incontrano il favore della gente normale, che aspira soltanto a vivere senza stranieri tra i piedi. Desidera la legittima difesa, andare in pensione prima di morire e non pagare tasse pesanti. Il successo del Carroccio si spiega così: ascoltare le preghiere che arrivano dalle case popolari, infischiarsene delle ubbie di chi risiede nei superattici e s'affida ai progressisti per fighettismo congenito. La messe dei voti leghisti non è stata mietuta nei centri delle città, ma nei dintorni. I milanesi di San Babila e limitrofi hanno dato la preferenza al PD. I più sfortunati si sono buttati tra le braccia di Salvini. In provincia di Bergamo la Lega ha raccolto il 51% dei suffragi. Qui c'è il più basso tasso di disoccupazione d'Italia. Il Movimento 5 Stelle 6,7. Dato eloquente. Il popolo è con Salvini perché non ha grilli per la testa, desidera campare senza avere a che fare coi problemi dell'immigrazione selvaggia e sogna un'esistenza tranquilla. Anche l'affermazione di Giorgia Meloni va interpretata in questa chiave. Ora Salvini deve risolvere questioni importanti, conclude Vittorio Feltri: continuare a governare con i pistola pentastellati o cercare alternative praticabili. Non do consigli, è un fatto che il primo partito non può soggiacere a un branco di fessi che non fanno i nostri interessi e pensano al reddito di cittadinanza e robetta varia. Si impone una svolta, più attenzione ai ceti produttivi, poca indulgenza per i fannulloni. Il nord è la locomotiva, va sorretto. Servono le autonomie regionali subito, riduzione delle imposte, amministrazione oculata. Il piagnisteo meridionale non può ispirare la nostra politica, scrive Feltri. Poi, primo piano ancora su Libero. La Chiesa sbugiardata da numeri veri, Francesco in politica non ne azzecca una, lo scrive Antonio Socci. Francesco e la conferenza episcopale, la CEI, paladini degli stranieri, erano stati salutati come leader dell'opposizione ai leghisti, ma è noto, dalla Clinton agli anti-Brexit, chi viene sponsorizzato da Bergoglio finisce per perdere. Questa volta il bacio del pontefice ha affossato i grillini. Mentre Kyenge è stata bocciata, un disastro. Cécile Kyenge alle elezioni europee, un risultato da dimenticare, clamorosamente trombata, non rieletta tra le fila del Partito Democratico. L'unità d'Italia l'ha fatta Matteo Salvini, scrive Azzurra Barbuto. Riace e Lampedusa scelgono la Lega, le metropoli roccaforti della sinistra. Il PD resiste solo in centro, c'è poco da gioire, osserva Renato Farina. Andiamo anche a Italia Oggi con l'articolo di Carlo Valentini, in primo piano si occupa delle elezioni europee. In Emilia la Lega scalza il PD e diventa il primo partito nella regione rossa, ma anche il giornale mette in primo piano Salvini, che è già premier, scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Ribaltone dopo il voto.
Impone Salvini a Conte TAV flat tax e sfida l'Unione Europea sui conti. Psicodramma Di Maio, pensa di staccare la spina. Ma da Bruxelles arriva una multa da 3,5 miliardi, che è un favore a Salvini, dicono alcuni. Adalberto Signore commenta in retroscena i dossier sui temi caldi o il voto, la tentazione che agita la Lega. E poi altro che emergenza democratica, l'onda nera è solo una goccia, i fascisti si sono dispersi alle urne un'altra volta, perché non è nuova la cosa. Tra leghisti e PD, Milano Emilia, i feudi invertiti, Carlo Lottieri sull'ascesa della Lega in Emilia Romagna nelle zone rosse. E ora la Madonna trovi 30 miliardi, la politica atto di fede, scrive Alessandro Gnocchi. Va bene pregare Maria, ma per i conti pubblici non basta. In Europa Italia tagliata fuori dalle vere poltrone che contano, la corsa ai commissari della futura Commissione europea. Berlusconi da record e subito vede Orban, scrive ancora il giornale in prima pagina. Con preferenze record, euroseggio per Berlusconi che incontra subito il premier ungherese. Vediamo anche il quotidiano della citata Conferenza Episcopale Italiana della CEI, Avvenire. Salvini lega il governo, è il titolo d'apertura, impone l'agenda al governo, autonomia, TAV e flat tax. Di Maio dice abbiamo preso una lezione ma non molliamo. Magra consolazione per il PD, lettera dell'Unione Europea. Sul debito, 5 Stelle perdono 6 milioni di voti. Fermata la scalata dei sovranisti, grande coalizione in Europa, Parlamento europeo, punto di domanda. E poi Leonardo Becchetti che commenta il voto, 2 rischi, una cura di senso. Gli elettori dei diversi paesi in maggioranza hanno dimostrato di comprendere i benefici di cooperazione e integrazione, manovra economica e trattamento dei migranti, i rischi per l'autunno. Il Papa ribadisce la giornata del rifugiato, prima gli ultimi, è lo slogan dei cristiani, non bisogna farsi condizionare dalle paure, non si tratta solo di migranti, si tratta anche delle nostre paure che seppur legittime condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci chiusi e intolleranti. Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e rifugiato 29 settembre si dice chiaramente che invece il vero motto del cristiano è prima gli ultimi, ribadendo che la sfida posta dall'immigrazione si può riassumere in 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. E ricevendo la Caritas Internationalis invita a porre attenzione a carità, sviluppo integrale, comunione. In Burkina Faso invece ancora un attacco in chiesa. I jihadisti fanno 4 morti, ma tornando ai commenti c'è quello del direttore Marco Tarquinio sul voto, sovranisti vincenti in Italia e non nell'Unione Europea. Le 2 monete del capitano. Abbiamo votato e deciso, lo hanno fatto i milioni di concittadini disorienti, disamorati e delusi che hanno scelto di non andare alle urne. In Italia mai così tanti, il 43,9%, il segnale è lancinante. Certo, ogni famiglia politica e partitica correva per sé in queste euroelezioni, un spirito proporzionalista, ma i risultati sono netti. In Europa hanno vinto gli europeisti, con una massa di consensi cospicua e mai prima così variegata. In Italia hanno prevalso i sovranisti, con uno schieramento forse mai come stavolta omogeneo. La Lega di Matteo Salvini e i Fratelli d'Italia, che valgono assieme quel fatidico 41% dei consensi che 5 anni fa confermò la presa di potere di un altro Matteo Renzi sul PD e sulla politica nostrana. Ma quei 2 esiti opposti, la vittoria degli europeisti, l'evidente vittoria sovranista in casa nostra, fanno capire quanto grande sia oggi la distanza tra Roma e Strasburgo-Bruxelles. Quanto complicato il cammino che ci sta davanti. I voti parlano chiaro, c'è poco da giochicchiare. Ecco dei dati in cifra assoluta rispetto al voto del 4 marzo 2018 che descrivono meglio delle percentuali quanto accaduto e la forza attuale dei partiti. Lega 34,3%, più 3.483.000 voti. Fratelli d'Italia 6,5%, più 297.000 voti. Forza Italia 8,8, meno 2.245.000 voti. 5 Stelle 17,1, meno 6.164.000 voti. PD 22,7, meno 111.000 voti. Il clamoroso crollo dei 5 Stelle, l'illusione ottica della risalita del PD che non c'è nei consensi, che non crescono, anzi flettono, si commentano da soli. Così come il fatto che gli unici ad aver richiamato nuovi elettori sono Lega e Fratelli d'Italia, 2 partiti, ricordiamolo di nuovo, dichiaratamente sovranisti, sostenitori assoluti della flat tax, tassazione piatta, cioè non più progressiva.
fautori della realtà aumentata di una sicurezza affidata alla difesa fai da te dei cittadini, votati con nettezza, tutt'altro che esente da asprezza, alla chiusura del nostro sistema socio-economico, all'immigrazione e favorevoli a politiche a sostegno della natalità italiana, per ora sulla carta. È evidente che a stravincere stavolta la Lega, scrive il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. La Lega è diventata magna pars di un centrodestra che esiste ancora, ma con connotati assai diversi. Per la rappresentanza che esprime, più che per i suoi elettori, sembra ormai più giusto chiamarlo destra-centro. È questo destra-centro che inanella non una serie di vittorie alle amministrative, ma soprattutto la conquista della regione Piemonte, evento politico che completa la presa del Nord da parte della coalizione imperniata sull'antica forza secessionista che Salvini ha lanciato in quella che si potrebbe definire una scalata tramite acquisizione di quote sull'Italia intera. Già, Salvini, scrive Tarquinio, è lui ad aver vinto più di tutti il 26 maggio, prosciugando gli alleati di ieri, Forza Italia, quelli di oggi, 5 Stelle, che oggi varrebbe la metà della Lega, pur pesando il doppio in Parlamento. Il segretario, ministro, vice premier, il capitano, come dicono i suoi, ora ha in mano 2 monete speciali, molto importanti e difficili da spendere, scrive Marco Tarquinio in prima pagina su Avvenire. La prima moneta è quella europea, pesa più di prima. Forse no, perché sarà duro spenderla bene. Oggi Salvini è lontano anni luce dalle forze europeiste egemoni, popolari, socialdemocratici, liberaldemocratici e verdi. È collegato a formazioni e capi partito che davanti a sregolatezze e debolezze altrui sono più rigoristi dei guardiani dei conti pubblici degli stati che siedono a Bruxelles. Collocazione analoga, più debole, dei 5 Stelle. Il vaticinio, secondo cui il 26 maggio e l'Unione Europea avrebbero comandato Salvini e i suoi alleati, è finito in fumo. Servirebbe un cambio di strategia o di attitudine tattica per questo, per non spingere l'Italia ancor più ai margini del gran gioco dell'Unione Europea, dove contano gli stati, ma anche le famiglie politiche di appartenenza e la capacità di interlocuzione, i rapporti di fiducia reciproca tra leader. Qui si parla di qualificanti, affidabili scelte politiche e non di slogan e misure a chiappavoti. La seconda moneta è quella italiana, conclude Tarquinio. Il vincitore Salvini si mostra deciso a spenderla per rafforzare l'azione di governo, ma nella direzione da lui preferita, come fa lo sconfitto Di Maio, che ha spinto per realizzare a debito una manovra 2019 che porta il marchio del reddito di cittadinanza e che non sembra molto disposto a fare una manovra 2020 ancora più squilibrata all'insegna della flat tax. La moneta in mano al leader della Lega è pesante e verrà spesa, vedremo se per comprare più governo o più crisi di governo e non solo. Così Avvenire in prima pagina. Vediamo ancora il Sole 24 Ore. La carica dei partiti anti-Europa. Il Sole 24 Ore è l'unico che mette un po' in rilievo anche il voto altrove, Francia, Germania e Regno Unito. In Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen passa dai 24 seggi del 2014 ai 22 di oggi. In Germania invece AfD cresce dai 7 ai 12, Salvini dai 5 ai 25, in Regno Unito Farage il suo UKIP dai 24 ai 29. Salvini sfida l'Unione Europea sui conti, sale lo spread e sul debito è in arrivo la lettera da Bruxelles. Il commento di Roberto Dalimonte: il Sud è la chiave del ribaltone. Il Movimento 5 Stelle perde il 14% e la Lega passa dal 6 al 23%. Così Roberto Dalimonte, esperto di flussi elettorali e politologo. La fiammata dello spread, la lettera dell'Unione Europea, Di Maio che apre sul contratto bis, pressing con Salvini su Tria e Unione Europea e poi appunto l'analisi del professor Roberto Dalimonte. Grazie alle 2 leghe Salvini ha quasi quadruplicato i voti, dove il Movimento 5 Stelle al Sud ha perso 14 punti percentuali. Con questo lasciamo anche il Sole 24 Ore. Andiamo a dare un'occhiata al Foglio. Franza, Spagna o Alemania purché se magna, scrive Giuliano Ferrara. Unico commento possibile: tempo e pazienza, pazienza e tempo. Franza, Spagna o Alemania purché se magna, ma che si deve scrivere, Dio mio? Il truce Salvini. Largamente al di sotto dei sondaggi al 37%, un tonfo indimenticabile il 40% di spicci di Renzi, Grillozzi out, il governo tiene, il CAV rientra, il PD alla riscossa. Un voto della Madonna e l'altro commento di Claudio Cerasa è: l'Italia è il malato d'Europa. L'anomalia del nostro paese è politica, economica e diplomatica. Dove porta il successo di Salvini? Perché i guai per l'Italia
sono appena cominciati. I nuovi rapporti di forza del governo che illuminano la partita di Salvini, l'Italia dei sindaci, eccetera eccetera. Con questo abbiamo esaurito le prime pagine. Adesso vi vorrei proporre le considerazioni, di cui poi parleremo più in dettaglio, le considerazioni firmate da Riccardo Ruggeri. Hanno vinto gli sconfitti della globalizzazione, ma ci sentiamo tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Una perturbazione temporalesca attraversa questa sera le regioni nord italiane, seguite da venti più secchi settentrionali che annunciano il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre e del sole da giovedì e probabilmente per tutto il fine settimana. Ma vediamo nei dettagli le previsioni per oggi: cieli molto nuvolosi, rare le schiarite, al mattino qualche pioggia isolata su Alpi e Prealpi, nel pomeriggio e in serata transito di rovesci e temporali più probabili sulla Valtellina, le Orobie, la Lombardia orientale, il Pavese, il Basso Piemonte. I temporali potrebbero essere localmente intensi sulla bassa padana con locali grandinate. Le temperature minime comprese tra 13 e 15 gradi, le massime ancora al di sotto delle medie stagionali tra 18 e 21. Sulle Alpi lo zero termico in calo fino ai 2500 metri. Domani mercoledì nuvoloso con ultime piogge al mattino sulla bassa padana. Nel pomeriggio schiarite a partire da Piemonte e Varesotto Lario con ventilazione da nord sulle Prealpi e sulla pianura occidentale.
Giovedì soleggiato e più caldo con massime fino ai 25 gradi, ancora qualche nuvola di passaggio all'est. Per la tendenza da venerdì a domenica soleggiato e clima primaverile con temperature massime che potrebbero raggiungere i 25-27 gradi. A tutti intanto auguriamo una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo allora, come dicevamo, ai commenti, e volevo proporvi il commento di Riccardo Ruggeri, che avremo poi alle 9.30, dopo le 9.30 con noi. Hanno vinto gli sconfitti della globalizzazione sulle elezioni europee. Malgrado la fosca profezia di Silvio Berlusconi, per cui il lunedì ci sveglieremo con l'incubo dei sovranisti, aveva detto Berlusconi, domenica sera ho preferito andare a dormire subito dopo gli exit poll delle 23. Il giochino delle forchette ampie mi pareva una buffonata. Svegliarmi come al solito prima delle 5, mi sono evitato ore di chiacchiere su forchette e seghe mentali varie. Il sabato scrissi che non facevo previsione sui risultati alle europee. Non mi interessavano i numerini in più o in meno di questo o quel partito. Ero però certo che i vincitori morali della sfida sarebbero stati gli sconfitti della globalizzazione. Le persone per bene hanno preso coscienza che non può esserci crescita economica senza umanità. Il futuro dell'Europa sarà condizionato da questa parola, umanità, così umile e antica che la stessa Chiesa dei monsignori laici ultimamente fatica a declinarla, se non in Swahili. Umanità, parola dalla quale in politica non si può prescindere e di fronte alla quale le vecchie elite novecentesche devono loro malgrado indietreggiare. È lo stesso destino che attende il CEO capitalism, l'attuale capitalismo dei Chief Executive Officer, che evaporerà se non si confronterà con lei, con la parola umanità. Così è avvenuto, certo, se leggiamo i dati con l'arroganza dei competenti, il vecchio hardware europeo è sempre lì, il pilota automatico che ci governa è intatto e nelle mani dei due di Aquisgrana e della BCE. Così il software, così le cadreghe verranno tutte assegnate ai loro amichetti. Quindi non cambierà nulla? Errore. Il 26 maggio in Europa è cambiata l'atmosfera, è cambiata per sempre. Un altro caso Grecia non ci sarà mai più. L'epoca dell'arroganza tecnocratica è finita nel cassonetto della storia. Se Berlusconi conoscesse il significato vero del termine sovranista, saprebbe che i sovranisti europei per eccellenza sono i suoi amici Angela Merkel e Emmanuel Macron, sconfitti proprio perché sovranisti. Pur col rispetto che si deve a un senatore a vita come Mario Monti, non mi sono certo preoccupato per il pericolo della terza guerra mondiale se avessero vinto quelli che non potevano vincere, infatti non hanno vinto. Nulla di tutto questo ci attende. Un conflitto globalisti-sovranisti non esiste. È il modello culturale, economico e politico in essere, il CEO capitalism, che è entrato in un cono d'ombra. Quando ne uscirà sarà un'altra cosa. Ci saranno altre elite, più giovani, più curiose, con altri riferimenti culturali, meno intellettualmente fascistoidi delle attuali. Questi sono convinti di aver sempre ragione. Il bello delle elezioni europee è che viene adottato un sistema elettorale democratico, il proporzionale puro. Per 5 anni 2 partiti, PPE e PSE, hanno fatto il bello e il cattivo tempo, come è giusto che fosse. Avevano la maggioranza su 751 seggi, 219 al PPE, 189 al Partito Socialista Europeo. Fu nominata una commissione presieduta da Juncker, uno schiaffo a tutti quei paesi che avevano subito da decenni l'arroganza di un paradiso fiscale che si attraversa in auto in 15 minuti e ha più targhe di società anonime che fave di cui sono ghiotti. Juncker si circondò di commissari maggiordomi che sguinzagliò lungo le coste del Mediterraneo per minacciare con i loro Kyrie eleison economici alcuni leader sprovveduti. La commissione Juncker sarà ricordata come il peggior concentrato di burocrati, poveretti alla caccia di poveracci. I risultati elettorali 2019 l'hanno distrutta. Che faranno? Finta di niente, imbarcheranno liberali e verdi in un'alleanza caravanserraglio. Voilà, per altri 5 anni il potere, seppur incerottato, è assicurato. E in Italia si è confermata essere un laboratorio politico. Gli elettori italiani hanno le idee chiare. Da un lato hanno riconfermato che non vogliono più il mondo dei 4 cavalieri dell'Apocalisse che si sono succeduti dal 2011. Hanno confermato al governo il 50%, seppur dimezzando 5 Stelle e raddoppiando la Lega, ma anche
come seconda opzione un 50% al vecchio centrodestra. Al contempo hanno spiegato alle elite di Più Europa e Soci che è inutile attendere l'autunno e il mitico Pep Guardiola. In 70 anni le elite sul mercato elettorale non si schiodano dal 10% del Fu Partito d'Azione, dal 10% del Fu Scelta Civica e se ne facciano una ragione. Sono così politicamente ottusi che la buttano sull'ignoranza elettorale dei loro concittadini, sognando l'eutanasia del suffragio universale. In realtà il Paese ha bisogno di una sinistra popolare vera. Quella di Zingaretti cerca di esserlo, lo sarà, vedremo. In conclusione, che dire? Hanno vinto, scrive Riccardo Ruggeri, gli sconfitti della globalizzazione. Hanno vinto i millennial, la generazione Z, gli unici incontaminati. Ragazzi, avete diritto a un modello culturale altro, un modello economico e politico dove innovazione, tecnica e umanità convivano. Zafferano è culturalmente dalla vostra parte. Il cameo è ospitato sul settimanale lanciato da Riccardo Ruggeri, appunto zafferano.news. Torniamo adesso al Corriere della Sera, giusto per dare un'occhiata rapida al primo piano e per farci un'idea. Il leader della Lega rilancia sulle tasse e attacca l'Unione Europea. C'è l'intervista di Marco Cremonesi sulla questione del voto a Luca Zaia, siamo a pagina 2, troppe manfrine dei nostri alleati, dal voto una risposta chiara anche sull'autonomia, il popolo dà le deleghe e le toglie. Il significato di queste elezioni è stata ripristinata la verità su Rousseau, non la piattaforma 5 Stelle ma il contratto sociale di Rousseau. Dice che il popolo ti dà una delega, quando non la rispetti te la toglie, dice Zaia, 49,88% raggiunto dalla Lega in Veneto. Non che lui avesse preso la competizione sotto gamba, incontri pubblici del governatore veneto nelle ultime settimane 150, con un video che lo ha documentato, colonna sonora del rondò veneziano. Mi pare che Salvini abbia scelto il registro giusto, col richiamo del governo al rispetto del contratto. Ora i 5 Stelle devono dimostrare di essere forza di governo. Sono stati bocciati sulle manfrine, sul TAV, Olimpiadi, autonomia, non puoi fare il governo e al contempo l'opposizione. Penso che Salvini sia stato fin troppo corretto nel tendere nuovamente la mano. Condivido la scelta di Salvini, ne sono convinto. Questo governo è il sistema più veloce per fare ciò che tutti attendono, rilancio dell'economia e del lavoro. Il tema chiave delle elezioni, una grandissima vittoria personale di Salvini che ci ha messo l'anima, da cui esce la sua consacrazione, l'aver cambiato pelle alla Lega senza abbandonare l'azionariato di riferimento. Le autonomie sono cosa fatta adesso? Penso di sì. Di Maio teorizzava che l'autonomia sarebbe stato un problema per il Sud, la risposta è arrivata dagli elettori. La Lega al Sud batte il 5 Stelle ovunque, tranne che in Sicilia e a Napoli. La Lega ha ottenuto 3,5 milioni di voti in più, Di Maio ne ha persi 6 milioni. È una risposta. Quanto all'Europa, non farà muro sulla richiesta di cambiarne i paletti economici. Con questi risultati noi possiamo permetterci la massima autorevolezza. Quando ero ministro mi dicevano che sulle quote latte non si sarebbe fatto nulla, sono tornato con nuove quote e la rateizzazione delle multe. Il PD oltre le attese. Rispetto a un anno fa i democratici hanno perso voti, per come la vedo io le rinascite hanno altri numeri. Così Luca Zaia sul Corriere della Sera. Di Maio vertice con Di Battista, ora la leadership sarà condivisa, e poi dal Malox a Radio Maria il KO visto da Grillo. Oggi Radio Maria e canti gregoriani. Beppe Grillo sceglie l'ironia per commentare la sconfitta del Movimento 5 Stelle. Era successo anche nel 2014 quando, dopo l'esito delle europee, girò un video prendendo una pastiglia di Malox. Vinciamo poi, abbiamo il tempo dalla nostra, diceva Grillo, e scherzava con Casaleggio sulla necessità di prendere il Malox. Ora Grillo s'affida a un tweet senza commenti. C'è chi sul web si lancia in diverse interpretazioni, bla bla bla. Mentre la rabbia nel Movimento 5 Stelle è oggetto di un altro articolo del Corriere della Sera. Sulle chat spuntano le richieste di dimissioni di Di Maio. L'Italia rischia la lettera dell'Unione Europea sul debito. Telefonata tra Conte e i suoi vice, dobbiamo ripristinare la fiducia. Governo trasferito al Viminale, il retroscena. E poi parte il pressing su Zingaretti, nuova alleanza coi moderati, l'intervista a Romano Prodi, Italia impaurita, per vincere al PD serve un passo in più, il segretario proponga un progetto per il paese.
Di alleanze non si può parlare, Salvini ha vinto a Roma ma a Bruxelles non conta. In Forza Italia clima da resa dei conti, scrive ancora il Corriere della Sera. Totti dice game over, gioco finito. Gelmini chiede che si cambi. Il cardinale arcivescovo tedesco Gerhard Müller: la Chiesa sbaglia, con Salvini bisogna dialogare. Salvini si è rifatto ai patroni dell'Unione Europea e alle sue radici cristiane. È singolare che il Papa riceva le persone più laiciste e non Salvini, dice il cardinale teologo Gerhard Müller, 71enne, tedesco, ex custode dell'ortodossia cattolica, considerato capofila dei conservatori in Vaticano, critico di Papa Francesco. Evita di commentare Salvini che bacia il crocifisso, eppure parla della linea espressa dalla Chiesa sulla Lega. Sono bordate, benché assicuri che non sarà mai contro Francesco. Dire, come hanno fatto il direttore di Civiltà Cattolica Spadaro e il presidente della CEI Bassetti, che Salvini non è cristiano perché è contro l'immigrazione, è stato un errore, dice il cardinale Müller. In questa fase la Chiesa fa troppa politica e si occupa troppo poco di fede, dice Müller, che si scaglia contro quello che definisce il cerchio magico di Bergoglio. Le critiche a Salvini di alcune persone vicine a Francesco. Un'autorità ecclesiastica, dice il cardinale Müller, non può parlare in modo dilettantesco di questioni teologiche, soprattutto non deve immischiarsi nella politica. Ci sono un Parlamento e un governo legittimati democraticamente come in Italia. Meglio parlare con Salvini, discutere, correggerlo quando è necessario. L'uso dei simboli religiosi in campagna elettorale non mi ha fatto piacere, si dovrebbe evitare, ma credo sia peggio se i vescovi confondono le questioni di fede con quelle politiche. Puoi criticare chi non accetta principi, ma non chiudere le porte. Poi ci sono paesi che vogliono scristianizzare l'Italia e l'Europa, mentre Salvini si è rifatto ai patroni dell'Unione Europea, alle sue radici cristiane. Preferisco chi parla di tradizione cristiana a quanti la rimuovono. È assurdo che collaboratori del Papa, come Spadaro, si ergano a giudici politici. Chi li autorizza? Spadaro si pone come portavoce del Santo Padre, ma teologicamente è una bestialità dire che una persona non è cristiana se è stata battezzata e cresimata. È un giudizio politico. L'immigrazione è un tema politico, con motivazioni etiche profonde, dice ancora il cardinale Müller. Si può dire che un politico lo affronta da buon cattolico o da cattolico meno buono. Possiamo ammonire, ma non ostracizzare. Così il cardinale Müller, che dice: non difendo Salvini, ma il suo essere e definirsi cattolico. Cattolici ci sono anche nei 5 Stelle, in ogni partito. Difendo la loro fede, non la loro politica. Non si può negare la fede religiosa a chi milita in un partito oppure in un altro. Sempre poi dal Corriere della Sera: lo dicono le urne, il centrodestra unito è un progetto vincente. Sono parole naturalmente di Silvio Berlusconi, che chiama il leader della Lega. Torno a Bruxelles. Poi un'intervista a Giorgia Meloni: abbiamo allargato i confini della destra, ora recuperiamo altri voti, prossimo obiettivo il 10%. Salvini e Berlusconi in cima alle preferenze, boom anche di Calenda e Pisapia. Meloni è la terza più votata in assoluto. Salvini è di gran lunga il leader più votato, 2.364.000 preferenze, Berlusconi 561.000 e rotte, Giorgia Meloni 490.000, Calenda 276.000, Pietro Bartolo, medico a Lampedusa, 275.000, Giuliano Pisapia 269.000. Così il Corriere della Sera sulle preferenze. Poi la mappa dei nuovi colori dell'Italia, nord e centro, la Lega domina ma cresce anche al sud, ormai praticamente con parziale eccezione della Toscana, dove pure testa a testa fra PD al 33 e Lega al 31,5%, 2 punti sostanzialmente percentuali di differenza. Tutto il resto, dall'Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Emilia Romagna e tutto il nord, è praticamente leghista. Carroccio al 49% in Veneto, la Toscana e Isola Rossa. Nel Mezzogiorno primo il Movimento 5 Stelle, ma incalzato dalla Lega, Movimento 5 Stelle che perde oltre 6 milioni di voti. E poi c'è il Piemonte, la vittoria del centrodestra dopo il sì del Carroccio al treno ad alta velocità, decisiva la visita di Salvini al cantiere dell'Opera, le ripercussioni del voto sulla giunta Appendino. Con l'intervista del Corriere al neopresidente del Piemonte, Alberto Cirio: la prima mossa, mi confronterò
con gli ex presidenti. Con la sindaca di Torino avrò un rapporto sereno e onesto, ma se dirà che non vuole le Olimpiadi diventerò il suo più feroce oppositore. Errori così non si fanno. Chiamparino è stata una batosta, ho 71 anni, è ora di lasciare. Era un'impresa impossibile, a meno di non voler confondere il rispetto e la cordialità che mi circondano col consenso elettorale, ma non mi aspettavo un distacco così forte. 50% per Cirio, 35,8% per Chiamparino. Per quanto riguarda poi il voto nelle amministrative, la Toscana premia il centro-sinistra, 130 sindaci su 187. A San Luca, terra di clan, in Calabria torna un sindaco dopo 6 anni. Democratici bene nei grandi centri, ma onda leghista anche al sud. In Emilia-Romagna il PD incassa subito Modena, ballottaggio per Reggio, Ferrara e Forlì, centro-sinistra riesce a resistere nei centri minori. Romizzi, centrodestra riconfermato a Perugia, PD azzoppato dal caso Marini, la giunta regionale. E poi Firenze, dove Nardella fa il bis nel fortino del PD. Questa città come il Piave, dice Nardella, risultato clamoroso, mentre anche a Bari De Caro del PD vince col 65%. Poi a Livorno, centrodestra al ballottaggio, il Movimento 5 Stelle è la fine dell'era Nogarin, è durato poco il sindaco 5 Stelle. Ad Avellino torna al centrosinistra, torna in mano al centrosinistra diviso. E poi Bergamo, dove il candidato leghista ha perso malamente, Giacomo Stucchi contro Gori, che ha vinto col 55% per il PD. Ho preso consensi anche a destra. A Cremona sarà secondo turno, il sindaco Galimberti del PD è davanti, mentre a Pavia Mario Fabrizio Fracassi, Lega, è il nuovo sindaco. Il centrodestra con Fracassi leghista ha conquistato di nuovo Pavia, 53%. Questo per quanto riguarda appunto il Corriere della Sera e il suo primo piano. Poi parliamo anche di Europa, ma adesso velocemente vediamo anche le cronache locali, che sono molto interessanti. Prima di tutto però il commento di Franco Bechis sul Tempo di Roma, l'aiutino di Juncker quando il Movimento 5 Stelle stava vaneggiando, ovvero arriva la multa adesso per l'Italia lì sul debito. In tempi normali questo sarebbe stato un problema per ogni governo, ma all'indomani del voto per le europee può diventare un regalo inatteso che salva il governo giallo-verde dall'implosione. Niente di meglio di uno schiaffo della vecchia Europa per far tornare uniti i due alleati che stavano a un passo dal divorzio, Lega e 5 Stelle. La perfida Bruxelles può diventare quel collante che palesemente si stava sciogliendo nelle ultime ore. Il povero Conte era in balia dello psicodramma che si sta vivendo all'interno del Movimento 5 Stelle dopo il disastro elettorale e il contemporaneo plebiscito per Salvini. Di Maio e i suoi non se l'aspettavano con queste proporzioni, sono parsi come pugili al tappeto, incapaci di reagire. Ora lo schiaffo europeo potrebbe rinsaldarli tutti. Mentre anche nel Lazio c'è un boom incredibile della Lega, poi sarà con noi Francesco Zicchieri, che è deputato ma anche segretario e coordinatore della Lega nel Lazio, dall'8,5 al 25,78% è il dato storico della Lega, per esempio a Roma. Arriva prima in 3 municipi la Lega ed è testa a testa col PD in altri 3. Un dato che impone la scelta del candidato sindaco per il futuro proprio a Salvini, con una Forza Italia tutta da ricostruire, passata al minimo storico del 5,57%. Fratelli d'Italia che, nonostante la crescita nazionale, a Roma scende dal 9,5 all'8,7%. Appare chiaro che il tavolo per le comunali romane è in mano a Salvini. La simulazione di voto indica nella capitale il centrodestra unito oltre il 40%. Salvini si prende anche il Lazio nel suo complesso. In 3 province vola oltre il 40%, a Viterbo e Rieti il Carroccio oltre il 41%. La Dem Bonafè è miss preferenze, pioggia di voti su Tajani, ma solo a Latina Berlusconi riesce a strappare il 4º posto. Sul Tempo di Roma c'è anche un'intervista al sottosegretario leghista Claudio Durigon, quota 100 batte il reddito di cittadinanza, ecco perché abbiamo vinto, impensabile una Lega così forte. Adesso mettiamo nel mirino anche il Lazio e la capitale. Considero il risultato in Piemonte un referendum su questo punto, sul TAV Torino-Lione. E dopo l'esploit delle europee potrebbe essere giunto anche il momento della
riorganizzazione interna della Lega con commissariamenti. La prima casella potrebbe essere uno spostamento dalla Sicilia alla Lombardia. Dovrebbe essere Stefano Candiani, sottosegretario all'interno, a rientrare in patria come commissario della Lega Lombarda, nel momento in cui anche le attenzioni mediatiche e giudiziarie si rivolgono alla regione Lombardia. Nessuna conferma né smentita in casa Lega, scrive Il Tempo di Roma. Mentre Milano Finanza sottolinea è la Lega che adesso detta l'agenda dell'economia, le nuove priorità: flat tax, TAV, stop aumenti IVA e superamento dei vincoli dell'Unione Europea. Adesso facciamoci un giro nelle cronache territoriali. Dal Corriere del Veneto: Lega record, un Veneto su 2 la vota, siamo al 50% praticamente, 49,8% dei voti per la Lega in Veneto alle europee. 32,2 alle politiche del 2018, i 5 Stelle dal 24 all'8,9%, il PD dal 16,7 al 18,9%, Forza Italia dal 10,6 al 6%. La Lega ottiene percentuali bulgare, scrive il Corriere del Veneto, in tutto il Veneto alle voti per le europee, arrivando a conquistare il voto di un elettore su 2, crescita del 17,7% rispetto alle politiche di appena un anno fa. Un'egemonia che si specchia nel crollo dell'altro partito, i 5 Stelle. Forte di questa spinta, il presidente Zaia va in pressing per l'applicazione del contratto di governo, a cominciare dall'autonomia per il Veneto. Per quanto riguarda le amministrative, a Bassano sventola il Carroccio, Rovigo al ballottaggio. 4 le sfide maggiori nei comuni sopra i 15.000 abitanti: Rovigo, Bassano del Grappa, Schio e Vittorio Veneto. Se a Rovigo sarà ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra, nelle altre 3 città vittoria secca al primo turno per il centrodestra. Gli europarlamentari eletti: Mara Bizzotto, Lega, 94.800 preferenze, Toni Darè, Lega, 43.300, Paolo Borchia, Lega, 37.000, Alessandra Basso, Lega, 25.000, Alessandra Moretti, PD, 51.000, Marco Zullo, 5 Stelle, 15.900, Sergio Berlato, Fratelli d'Italia, 19.000 preferenze. Un voto su 2 a Salvini e Zaia dunque in Veneto, la falange del nord-est, scrive il Corriere del Veneto. Il Veneto è la regione più leghista di tutta Italia, risultati record anche nelle città. Nuovi attacchi al Movimento 5 Stelle. Carroccio record anche a Venezia, la prima vittoria nel capoluogo, è il partito più votato. Centro storico controcorrente, lì è il pareggio col PD. Dal Veneto andiamo a Pavia, la Lega si prende anche Pavia, Fracassi eletto subito sindaco, scrive la provincia pavese. Cristiani si ferma al 30% per il PD, per De Paoli 9%, addio con polemica. Se il PD mi avesse ricandidato non sarebbe andata così, dice il sindaco uscente del PD. Alle europee il PD bene soltanto nel capoluogo, a Vigevano Lega senza rivali e a Voghera sorpassa Forza Italia. Per preferenze Ciocca supera pure Salvini e ritorna a Strasburgo, scrive la provincia pavese. Fabrizio Fracassi, Lega, nuovo sindaco di Pavia col 53% dei voti. Andiamo a Torino, ora la squadra e piedi per terra, dice Cirio, il nuovo presidente Alberto Cirio, 49,99% per lui, ma sfiora il 60% in tutte le province. Pareggia nella provincia di Torino. Il centrodestra di nuovo alla guida del Piemonte, Cirio nuovo presidente, candidato di Alba. Ha annunciato Chiamparino di voler lasciare la politica e intanto la Torino-Lione nel programma del centrodestra del 2018. Tutti i candidati hanno firmato un impegno, non ci sono dubbi. Voti dimezzati a Torino, 5 Stelle sotto shock, tracollo dei 5 Stelle evidenti, il candidato alla presidenza 13%, Giorgio Bertola, un risultato modesto. Le periferie che hanno dato fiducia ai grillini ora gliela tolgono premiando la Lega di Salvini. La mappa del voto in città lo dimostra chiaramente, scrive il Corriere di Torino. Per quanto riguarda le regionali, centrodestra 33 consiglieri, Salizzoni del PD, medico mister preferenze, all'opposizione di centrosinistra 14 seggi. Con un'intervista al segretario della Lega in Piemonte Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera dei Deputati, ha vinto la Lega, ora vogliamo Torino perché non c'è solo il centro. Siamo gente vera, ascoltiamo le periferie. Chiamparino ha puntato l'attenzione sul TAV, ma è stata solo una finzione, quei bandi
sono già partiti. Anche Repubblica, in cronaca torinese e piemontese, si occupa di Cirio. Ho dato un calcio all'ultimo pezzo del sistema Torino, dice il neopresidente. Da Alba a Palazzo Lascaris, ricostruendo quando e come è nata l'idea della candidatura a governatore. Mi metterò subito a lavorare, il Piemonte ha bisogno di ripartire, è la regione del nord Italia che cresce di meno, dice il neopresidente. Poi La Stampa invece su Torino città si occupa delle zone, le vedete qui in blu, dove la Lega è molto forte, e quelle dove c'è invece il vantaggio più netto del PD, tendenzialmente le zone centrali. La distribuzione del voto della Lega in città vede la periferia nord e quella sud con la Lega più forte. In ogni caso, nei quartieri popolari che chiedono lavoro e sicurezza, un fiume di voti a Torino è passato dai 5 Stelle alla Lega. Le roccaforti democratiche, se allarghiamo il tiro dalla città all'Interland torinese, qui la Lega è sempre più forte. Le roccaforti democratiche nella cintura che va a destra sono poche. In Val di Susa, l'ultimo baluardo dei grillini, Moncalieri, Nichelino e Settimo perdono la loro fama di città rosse. Lega piglia tutto anche lì. Andiamo a Bergamo col Corriere della Sera in cronaca cittadina. Gori al primo turno, premiato il lavoro di tutta la squadra, il candidato del centro-sinistra, sindaco uscente, supera il 55%, è la prima conferma di un sindaco in 24 anni. Dice Stucchi, lasciato solo nel point deserto, abbiamo iniziato troppo tardi. Partita persa per Giacomo Stucchi, candidato Lega. Andiamo alla provincia di Cremona, la corsa al sindaco appunto alle comunali, 1 contro 1, Galimberti Malvezzi, duello all'ultimo voto tra PD e centrodestra. Il primo cittadino uscente chiude col 46,5%, lo sfidante al 41,4%. Lega dai 2 volti, veleni nelle urne. Tra le 2 consultazioni il Carroccio passa dal 35% delle europee al 25% per le comunali. Meno voti anche per Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il PD torna oltre il 30% con le elezioni comunali. Per quanto riguarda Milano, il PD è primo anche in periferia, scrive Il Giorno. Dice il sindaco Sala, non vinciamo solo in centro, il centrodestra è avanti in 2 zone. Risultato in città, il PD al 35,9% dei consensi, stacca di 8 punti la Lega che a Milano si ferma al 27,3%, Forza Italia al 10,2%, 5 Stelle all'8,5%, stiamo parlando dei risultati a Milano città, più Europa al 5,33%, Fratelli d'Italia al 5,16%. Per quanto riguarda invece le province, la Lega è la regina anche in Lombardia. Una tenuta del PD. I dati definitivi vedono Salvini sopra il 50% nelle valli e boom a Sondrio. Dunque, per quanto riguarda le europee, sempre naturalmente, la Lega a Milano 34%, a Bergamo 51%, a Brescia 49%, Como 48,3%, Cremona 46%, Lecco 45%, Lodi 45%, Mantova 43%, Monza e Brianza 41%, Pavia 47%, Sondrio 53%, Varese 46%. Questo per quanto riguarda la Lombardia. Poi proseguiamo con le cronache locali. Intanto la nostra pausa e il Qui Parlamento. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Qui Parlamento. Do il benvenuto e il buongiorno per il nostro appuntamento all'interno della rassegna stampa in collaborazione col gruppo della Lega alla Camera a Francesco Zicchieri, segretario della Commissione Difesa della Camera e coordinatore della Lega in Lazio. Buongiorno Zicchieri, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, abbiamo appena letto l'articolo del Tempo di Roma che ci dà conto dell'incredibile exploit in linea, peraltro con tutto il resto d'Italia, della Lega anche a Roma e nel Lazio. Sarà contento, no Zicchieri? Assolutamente sì, un risultato straordinario,
sul pensiero qualche anno fa di essere il primo partito nel Lazio con la Lega era utopia. Oggi è diventato realtà grazie allo straordinario lavoro che hanno fatto i militanti. Abbiamo una squadra fantastica che è sul territorio ed è a contatto con le problematiche del territorio ogni giorno. Questo è la più grande risposta che i cittadini potevano darci. Significa che stiamo facendo bene, significa che la Lega è diventato punto di riferimento e che il lavoro che si fa ogni giorno è apprezzato dai cittadini. Ecco, questo Zicchieri glielo chiedo subito. Davanti a questi numeri che diventano travolgenti nel giro di pochi anni, pochissimi anni, si ha quasi una vertigine, no? Allora le chiedo, lei stava parlando del fatto che questo risultato è il frutto di un lavoro, quindi un radicamento sociale, economico, politico forte. Ecco, le chiedo, faccio una domanda in senso contrario, non è che questi consensi sono volatili, troppo volatili, non c'ha paura che poi se ne vanno come sono venuti? Assolutamente, il timore c'è se non si crea una struttura e se ogni giorno non si fa il proprio sul territorio. Io penso che questo risultato sia frutto dello straordinario lavoro di Matteo Salvini, che è stato capace di aggregare tutti da nord a sud. Adesso sta a noi mantenere con lavoro quotidiano, con il radicamento sempre più forte, perché bisogna continuare a fare i banchetti, i gazebo, stare tra la gente e ascoltare le loro problematiche. Solo se si è vicino ai cittadini, alle imprese, alle categorie, solo così puoi mantenere e non far sì che sia solamente un voto volatile, ma che sia un voto di struttura fatto dalla presenza quotidiana. Allora, facciamo un piccolo salto, visto che la rubrica è in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera in Parlamento, poi torniamo naturalmente ai fatti del giorno, che sono le elezioni, in primis le europee, anche le amministrative, ma comunque questa settimana alla Camera cosa si fa, che succede? E più in generale le chiedo, cambierà qualcosa nell'andamento della maggioranza? Dopo questo voto, comunque dopo queste indicazioni di voto, in termini di operatività, di efficacia, di rilancio sui temi soprattutto economici di cui ha parlato anche Salvini? Assolutamente sì, sono d'accordo, penso che questa settimana si riprenderanno i lavori. Oggi abbiamo commissione difesa alle 11, avremo alcuni provvedimenti che porteremo in commissione e poi andare in aula. Poi c'è aula alle 15 dove riprenderemo la discussione e l'ordine dei lavori e le votazioni, ma la cosa più importante è quello che ha detto Matteo Salvini. Questo a noi serve non per chiedere poltrone, non per mettere in crisi un governo, anzi per far sì che il governo continui a lavorare di più e meglio e che si facciano le cose che vogliono gli italiani. Quindi intervenire subito sulla flat tax, intervenire subito sulla TAV, che è un altro tema importante. Anche la vittoria in Piemonte ha dato segno che i cittadini sono per il sì. Noi siamo un governo che vuole fare le cose, che vuole lavorare, siamo un partito che vuole fare le cose e i cittadini hanno bisogno di risposte. L'autonomia è un altro punto all'ordine del giorno e dobbiamo farla. Ecco, penso questo noi abbiamo in agenda, il sì, fare le cose che i cittadini si aspettano. Ecco, sulla questione economica Matteo Salvini ha messo il punto, no? Ha detto la prossima manovra d'autunno sarà improntata al taglio delle tasse, perché bisogna far ripartire il lavoro ed è anche un modo per abbattere il debito pubblico, ridurre il debito restituendo i soldi agli italiani, non seguendo le ricette della Commissione europea che pare stia richiamandoci su questo punto qua, no? Lei come la vede, Zicchieri? La Commissione europea deve rispettare il voto degli italiani, deve rispettare questo governo che sta lavorando, che sta portando a casa dei risultati. Sono a favore di quello che dice Matteo Salvini, adesso lavorare sulle tasse, perché una tassazione decente, una tassazione seria che rilanci il mercato delle piccole e medie imprese, che rilanci l'economia in questo paese e di conseguenza il lavoro, è quello che cercano l'Italia e gli italiani. Per quanto riguarda l'aumento dell'IVA è morto e sepolto, ha detto ancora Salvini. E a tutti quelli che dicono ma dove li trovate i soldi? Lo dicevano anche nella scorsa finanziaria e li abbiamo trovati. Quindi se ci lasciano lavorare troveremo i soldi anche per far questo. L'abbattimento dell'IVA, ha detto Matteo Salvini, è così e non si tocca, andremo avanti su questo. Io sono convinto che se lasciano lavorare Matteo Salvini, se lasciano lavorare la Lega e questo governo, i risultati arrivano, perché c'è una cosa che nessuno ci può evitare, quella di non aver fatto le cose. In un anno di governo abbiamo fatto cose che in parecchi anni precedenti non erano state fatte.
Ecco, le chiedo, secondo lei l'atteggiamento, quello che può presumere sulla base anche della sua esperienza reale in commissione, in Parlamento e avendo a che fare direttamente con i colleghi di governo dei 5 Stelle, questa batosta oggettiva del Movimento 5 Stelle condurrà a un'azione di maggioranza e di governo migliore, più omogenea, o è troppo difficile dirlo adesso, non si sa? Ma secondo me vi reputo ragazzi intelligenti e per questo anno che ho avuto modo di conoscerli so perfettamente che anche da parte loro c'è la volontà di lavorare per l'Italia. Se si vuole fare questo si deve fare con un atteggiamento giusto, ridimensionando chiaramente i tanti no che sono stati detti in questi anni, ma capendo quelle che sono le esigenze reali dei cittadini, e con il voto hanno detto che il programma, le idee e l'atteggiamento della Lega è quello che vogliono gli italiani. Ecco, oggi intervistato dal quotidiano Il Tempo che ho già citato, il sottosegretario leghista Claudio Durigon dice: quota 100 batte il reddito di cittadinanza, questo è uno dei motivi per cui abbiamo vinto. Lei concorda? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto delle politiche attive del lavoro, abbiamo ridato dignità con quota 100 a quei tanti italiani che avevano perso la speranza di poter vivere gli anni della terza età in spensieratezza e tranquillità. Abbiamo ridetto a tanti uomini e donne che a 65 anni si può fare l'unico mestiere, il mestiere più bello del mondo, i nonni. Quindi questo è sicuramente stato un punto forte della nostra attività di governo. Ringrazio Durigon perché quota 100 ci ha dato grande lustro e durante tutto il territorio i cittadini sono rinati, soprattutto nel cuore, con quota 100. Bene, io ringrazio invece Francesco Zicchieri, che è stato con noi, segretario della Commissione Difesa della Camera e coordinatore della Lega nel Lazio, dove praticamente la Lega è il primo partito. Ripartiamo da lì, quasi incredibile, lo dico anche da Milano sembrava quasi incredibile questa espansione della Lega al sud. Se dovesse proprio, per concludere la nostra conversazione attuale, Zicchieri, dire 2 o 3 motivi per cui c'è stato questo boom, che insomma lei dice non è un boom tanto campato per aria, è il frutto anche di istanze alle quali la Lega risponde e di radicamento territoriale. Le istanze fondamentali o le questioni fondamentali che hanno indotto anche zone non tradizionalmente leghiste a votare Lega, secondo lei? Ma intanto la presenza forte di Matteo Salvini in questi anni su Roma e nel Lazio è stato un segnale di grande serietà e di grande rispetto per il territorio. I cittadini questa cosa l'hanno recepita. La seconda cosa è che la Lega sul territorio è presente e dà risposte concrete nei comuni dove abbiamo gli amministratori, nella regione Lazio dove abbiamo 3 consigli regionali, in Parlamento con questa attività di un anno, e quindi queste sono tutte quante cose che danno ai cittadini la certezza che la Lega è diventato un partito che è punto di riferimento. Bene, io ringrazio allora Francesco Zicchieri, grazie ancora, buona settimana, buon lavoro Zicchieri. Grazie anche a voi, è sempre un piacere intervenire sulla Radio Padania. Buona giornata e buon lavoro. Piacere per noi, e chiudiamo qui la nostra rubrica andando di nuovo alla rassegna stampa. Qui Parlamento. Allora, torniamo alle cronache territoriali. Dalla prima pagina di Brescia Oggi: il centrodestra si prende quasi tutto. Alle europee Lega primo partito anche a Brescia, eletti a Strasburgo i leghisti Lancini e Zambelli. Stefania Zambelli e Oscar Lancini. Al nuovo Parlamento europeo Brescia sarà rappresentata dai 2 leghisti. Alle europee Lega primo partito in 203 comuni bresciani su 205, città di Brescia compresa. Sono numeri incredibili. La Lega vola anche alle comunali, peraltro alle amministrative, espugnando importanti paesi dalla lunga militanza di centro-sinistra, Botticino e Rezzato, oppure Iseo, dove riporta alla guida della cittadina Marco Ghitti, che strappa lo scranno a Pieranna Faita, erede designata di Riccardo Venchiarutti. Cadono anche Concesio, dove il centro-sinistra paga per la divisione in 2 liste. Al ballottaggio al momento solo Chieri. Sventola qui la bandiera del centro-sinistra, la Lega si giocherà il sindaco il 9 giugno. A Ghedi l'ha già fatto suo con Federico Casali. Il centro-sinistra si consola col successo di Gavardo e la conferma di Leno. Poca roba. Mentre le europee appunto esploa Lega anche in città di Brescia. Sorpassa il PD la Lega. Il Carroccio al 49,5, scusate se sorrido, per cento, che mi ricorda il 1993 questa roba qua. Prima che nascesse Forza Italia c'erano quei numeri più o meno qua. Mi ricordo benissimo delle elezioni provinciali a Milano. Era stupefacente il risultato, ma Milano e provincia
44-5, non mi ricordo esattamente più, ma eravamo vicini al 50% per la Lega nel lontanissimo 1993, prima che arrivasse la Forza Italia di Berlusconi. Giulio, quanta acqua è passata sotto i ponti dal Salva Lega? Come ti permetti di... No, scusami Giulio. No, quanta acqua è passata sotto i ponti dal Salva Lega? Sì, appunto. Altro che Salva Lega. Qui bisogna salvare qualcun altro perché i numeri fanno impressione. Il Carroccio al 49,5%, Forza Italia tra il 7 e l'8%, fermo al 20% il Partito Democratico. Anche in città di Brescia, scrive Brescia Oggi. Oscar Lancini, ex sindaco di Adro, e la leghista Stefania Zambelli, 2 leghisti per un'Europa più bresciana, vicino alla gente e ai bisogni, dice il ex sindaco di Adro, e la candidata voluta da Salvini vi dedica la sua vittoria a Silvia Cavalli. 2 candidati entrano tra i primi 7 più votati della circoscrizione. Andiamo alla provincia. La provincia di Como, trionfo Lega, anche qui siamo a un comasco su 2, praticamente il 50% per la Lega. Anche in quel di Como il partito di Salvini tocca percentuali mai raggiunte prima, scrive la provincia di Como. In provincia è al 48%, al 37% in città di Como, dove cresce il PD che tiene a livello provinciale. Poi Cantù e Mariano subito i sindaci. L'onda della Lega partita con le europee si propaga alle comunali, fa vincere al primo turno i candidati leghisti a capo di coalizioni di centrodestra a Cantù e a Mariano, unici 2 comuni sopra i 15.000 abitanti nella comasca dove si vota col doppio turno. Ballottaggio inutile, a Cantù Alice Galbiati si impone col 60 e rotti per cento e a Mariano Giovanni Alberti ha stravinto col 55%, riportando la Lega in sella al comune dopo una parentesi di centrosinistra. Il centro-sinistra si è confermato all'Urate Cacivio, Villaguardia, Albese con Cassano, Tremezzina, Ponte Lambro, Merone, Uggiate e Solbiate. Mentre andiamo alla provincia di Lecco, la musica non cambia molto, un lecchese su 2 vota per la Lega. Valmadrera ha scelto la continuità, Antonio Rusconi di nuovo sindaco, terzo ha ottenuto 2246 voti e a Oggiorno a vincere le elezioni Chiara Narciso. Insomma il Carroccio vola, ma nei comuni pesano le divisioni nel centrodestra, questo nel lecchese. In provincia di Sondrio superiamo il 50% per la Lega ha il 53,39%, nessuno mai come la Lega di Salvini, un plebiscito, scrive la provincia di Sondrio, un plebiscito quello che gli elettori di Sondrio e provincia hanno regalato al partito che esce dalle elezioni europee di domenica con un risultato che l'uomo del territorio, l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori, non stenta a definire storico. Per la Lega appunto 53,39%, che solo per uno 0,25 non regala il primato di provincia più verde d'Italia, surclassata dai veneti di Treviso, che alle urne hanno depositato un 53,6% a favore del partito di Salvini. Questo a Treviso. Trascurabili dettagli, una giornata in cui la soddisfazione incontenibile trapela da ogni commento. Portiamo a casa un risultato pieno, merito della politica di Salvini, dice Sertori, una politica fatta di idee, coerenza, concretezza e coraggio. Un coraggio misto a determinazione, come dimostrano le scelte fatte. E sempre rimanendo nelle cronache territoriali, siamo a Bergamo, più di un voto su 2 alla Lega. A Bergamo la Lega perde col candidato sindaco in città, ma in provincia è al 51,1%. L'assessore regionale bergamasca Claudia Terzi dice forse non potevamo aspettarci numeri così alti, Matteo Salvini ha avuto un ruolo importante ma ora tocca a tutti darsi da fare. In Veneto le preferenze a go-go per Mara Bizzotto, Miss Preferenza, cambiamo l'Unione Europea, nel nord-est ha superato i 94.000 voti, scrive il Giornale di Vicenza. I 5 Stelle, i pesi sono cambiati, ma spero che il governo duri per autonomia e TAV, dice la riconfermata europarlamentare della Lega, la più votata in Italia dopo Salvini, Mara Bizzotto dal Veneto, dal Giornale di Vicenza. Dall'Arena di Verona, un veronese su 2 ha votato Lega, onda verde anche nei 49 paesi scaligeri alle urne, numeri record in Veneto. L'onda leghista sfonda anche nei comuni, scrive ancora il Giornale di Vicenza. Poi siamo al Messaggero del Veneto che parla di tsunami verde sul Friuli, dove la Lega vola al 42,6%, tiene il PD.
Corriere del Trentino non ci fa cambiare musica, alla Lega resiste solo Trento, Carroccio al suo massimo storico, il PD risale e vince in città, crollo del Movimento 5 Stelle. Il resto delle cronache territoriali lo vediamo tra pochissimo e intanto io do il benvenuto, il buongiorno a Maurizio Bolognetti che è in collegamento telefonico con noi. Vorrei che potesse esserci tutti i giorni 5 minuti all'interno della rassegna stampa per commentare brevemente. Guarda che ti prendo in parola, Maurizio, intanto come stai? Perché come stai e qual è lo stato della tua iniziativa per Radio Radicale e per l'articolo 21 e per la libertà di comunicazione e di espressione di cui abbiamo parlato in questi giorni. Mi prendi in parola, io ne sono felice perché così apriamo una piccola finestra tutti i giorni. Ci sentiamo già domani mattina. Ci sentiamo già domani mattina, sempre intorno alle 9:15, commentiamo il fatto del giorno e ci dici qual è lo stato della tua iniziativa, che prosegue ad oltranza con sprezzo però e con sprezzo del pericolo e con rischio fisico, ma a questo punto non indifferente per te. Beh, intanto Giulio, grazie, io sono onorato di poter avere questa disponibilità da parte tua, da parte vostra, da parte di Radio Padania, e te ne sono davvero grato. Sì, e dici bene, prosegue ad oltranza, ormai praticamente sono 3 mesi di fatto ininterrotti di dialogo. Negli ultimi giorni, con la ripresa dopo una breve interruzione, ho deciso di proseguire rafforzando questo dialogo, alternando un giorno di digiuno a un giorno di sciopero della fame, cioè i famosi o famigerati 3 cappuccini. Negli ultimi 3 giorni credo di aver perso circa 3 chilogrammi ulteriori. Stamattina, dopo questa nostra conversazione, dopo qualche altra cosetta, ci sarà una nuova visita medica. Ho dovuto, per un dato minimo prudenziale, rinunciare a qualsiasi ipotesi di sciopero della sete, perché diciamo che dopo il controllo medico che ho fatto nella giornata di domenica mattina con il primario urologo dell'ospedale di Lago Negro, che mi ha ricevuto con urgenza, insomma è emerso che qualche danno, diciamo così, a livello renale per i 78 giorni precedenti c'era stato. Ovviamente non è nulla di irreparabile al momento, però c'è una sofferenza dei reni, e quindi mi ha quantomeno pregato vivamente di desistere da ogni ipotesi di sciopero della sete. Allora Maurizio, come tu sai, questa questione polarizza anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, no? Io la metto in luce in una maniera molto chiara il senso di questa iniziativa, che è un'iniziativa, intanto lo dico subito apertamente, se non si fosse capito, ma credo che la possa aver capito chiunque, è un'iniziativa di personale mia stima per la tua azione politica e per lo spirito con cui l'hai intrapresa sempre, no? Questo a prescindere dai contenuti specifici. Nel caso specifico io abbraccio anche il contenuto, perché non mi piace quando uno dice tu devi morire, tu devi chiudere, a una voce dell'informazione storicamente rilevante poi come Radio Radicale. Qualcuno, so che appunto ne abbiamo parlato settimana scorsa col presidente della commissione bilancio Borghi, eccepisce sul quantum, cioè sulla cifra che Radio Radicale percepisce, ma quello secondo me è un argomento del tutto secondario in questo momento, perché se parliamo del vivere o morire, insomma, prima vivere e poi si stabilisce tutto il resto, cioè quel discutere, quell'aprire un dialogo e un confronto del quale parlavamo la settimana scorsa, perché le voci a me piace tenerle in vita, soprattutto quando sono voci importanti, anche con un contributo pubblico, perché hanno un ruolo pubblico e non tutto è delegabile al mercato, perché altrimenti saremmo messi veramente molto male. Quindi questo è il mio punto di vista. Poi si discuta, si approfondisca, ma non si dica tu devi morire, no? Che poi è anche quello che qualcuno ha detto a te sostanzialmente, estremizzando e con una gradazione diversa, no? Da quello che te lo dice proprio di cuore, a quello che magari lo dice per superficialità, a quello che lo dice perché per altri motivi, a quello che te lo dice senza dirlo e che è ipocrita. Poi ci sarebbe anche quello lì che ti scrive in privato e che ti scrive che vuole mandarti in galera, ma quella è un'altra storia che è abbastanza inquietante, ma spero che la magistratura se ne stia occupando, a dire la verità. Allora, succede quando ti occupi di fatti di giustizia e magari di qualche incompatibilità ambientale di qualche magistrato, ma è un'altra storia, poi magari se vuoi ne parleremo. Ne parleremo, sì, perché tu ti sei occupato di tante cose che ti hanno messo a rischio senza che lo decida tu di essere a rischio per una causa per la quale ti batti, no? Facciamo un lavoro bello, no? Sì, appunto. E che
abbiamo anche delle responsabilità. Io ricordo, insisto, perché stamattina forse abbiamo evocato la parola giustizia. Credo che tu sia stato uno dei primi a sollevare dei seri dubbi sulla gestione di un caso giudiziario che ha fatto parlare molto le cronache di questo paese. Erba. Ecco, appunto. Tocca occuparsi di certe cose quando magari le incontriamo, ci inciampiamo, le vediamo, non possiamo girarci dall'altra parte, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Ecco, allora Maurizio, dici subito cosa è successo, perché hai citato questo episodio che ti riguarda, tu dici spero che la procura stia indagando. Cosa è successo esattamente? Ma intanto tu hai presente, una volta ti mandavano la lettera anonima, magari te la infilavano sotto la porta di casa o magari te la infilavano nella busta nella cassetta delle lettere. Io invece in questo 2019 si usano altri sistemi. Mi sono accorto a un certo punto di aver ricevuto una lettera in posta privata su uno dei miei spazi Facebook. Il contenuto francamente era a dir poco inquietante, le frasi usate idem: stiamo lavorando per mandarti in galera, al freddo della galera a prenderti l'artrite. Ecco, a me sarò uno che è un po' dietrologo, ma visto che da mesi ho sollevato a più riprese una questione inerente, quantomeno di opportunità, inerente alla compatibilità ambientale di qualche magistrato, ho sollevato delle perplessità sulla gestione di alcune inchieste. Diciamo che per un dato prudenziale, dopo aver ascoltato anche il consiglio del mio avvocato, che devo dirti si è detto parimenti inquieto e preoccupato, sapendo bene di cosa mi occupo, sono andato dai carabinieri, ho consegnato quello che dovevo consegnare. Staremo a vedere se saranno in grado di rintracciare questo simpatico, che però appunto quello che è da sottolineare è che non è pubblico quello che fa questo signore, ma è inviato in posta privata. È la classica lettera anonima, solo adeguata ai tempi, diciamo, alla nostra era ipertecnologica. Staremo a vedere. Per tutto il resto, abbracciandoti e ringraziandoti, credo che tu abbia inquadrato al meglio la situazione. Stiamo parlando appunto di diritto alla conoscenza, di articolo 21, di qualcosa che non è una merce, di una radio che ha svolto un ruolo di servizio pubblico. Su tutto questo aggiungo, ed è importante, tra l'altro, il fatto stesso che tu hai voluto sottolineare che questa non è un'iniziativa strumentale, siamo per il dialogo, siamo per il confronto, siamo per la discussione, e quanto importante è stato, insisto, da questo punto di vista, gli interventi di Giorgetti, di Salvini, l'emendamento di Capitanio. C'è tra l'altro in Parlamento, direi, una maggioranza, io non voglio usare una parola, forse è brutta pure, schiacciante. Secondo me se andassimo in aula saremmo quasi tutti d'accordo. Allora davvero c'è da convincere probabilmente solo qualcuno, perché anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle mi sembra che si sono differenziati su questo. Per favore, dico da questi microfoni di Radio Padania, leggete con attenzione il documento redatto dall'Autorità per la garanzia, tra l'altro, delle comunicazioni. Dopodiché, viva Radio Padania, viva il suo direttore, vivano democrazia, diritto alla conoscenza, verità, lo slogan di questi 3 mesi, giustizia e libertà. Viva Radio Radicale, se consenti. Allora Maurizio, noi ci sentiamo domani, però un breve commento sul fatto del giorno, visto che io direi a ragion veduta e con scelta, diciamo, con scelta precisa, io voglio ospitarti all'interno di quello che era la rassegna stampa, certo. Che io me lo ricordo, è stato un altro dei piatti forti di Radio Radicale, no? È una delle rubriche più seguite, con Massimo Bordin, che tra l'altro a livello di curiosità abbiamo fatto l'esame da giornalisti insieme nel lontano 2000, da giornalisti professionisti, e che naturalmente è stato uno dei tratti caratteristici anche di Radio Radicale, ed è che è uno spazio dedicato, nella mia personale visione delle cose e della professione, proprio all'esposizione della più ampia gamma di idee, no? Perché chi ascolta deve essere in grado di farsi una sua opinione sulla base del maggior numero di posizioni, fatti, racconti, articoli, eccetera. Quindi è un bellissimo lavoro quello della rassegna stampa, che ha proprio a che fare con quell'articolo 21 di cui parlavamo prima, per il quale tu ti batti.
tra l'altro. Quindi la collocazione giusta per questa nostra chiacchierata quotidiana, breve, eccetera, è proprio questa qui, secondo me, quella della rassegna stampa. Detto questo, la rassegna stampa ci dice che ieri si è votato. Allora ti chiedo un commento proprio così sinteticissimo, come tu sai fare, sul voto. Se tu dovessi riassumerlo in poche considerazioni salienti, che cosa diresti, Maurizio? Ma che gli italiani hanno votato in maniera evidente. Credo che ci sia stata una bocciatura sicuramente di alcune formazioni politiche. Io credo che ci sia un problema serio di ascolto rispetto a certe esigenze di questo popolo, del nostro popolo, di questa Italia. Credo che bisognerebbe ascoltare di più. Probabilmente qualcuno si è messo in ascolto, altri fanno fatica a mettersi in ascolto. Dico che in generale, per me che sono un convinto assertore della necessità negli Stati Uniti d'Europa, ma non di questa Europa, forse bisognerebbe anche analizzare con attenzione che cos'è questa Europa e se questa Europa per caso non contenga in sé il germe dell'autodistruzione di se stesso, che a me dispiacerebbe molto, ovviamente. Io non sono per l'Europa delle patrie, però io dico che dobbiamo davvero incamminarci su un'analisi seria, anche se vuoi, ma poi mi piacerebbe parlarne con te e con i nostri, se consenti, con gli ascoltatori di Radio Padania, perché io credo che oltre che di democrazia reale, che è un problema serio che riguarda tutto il mondo occidentale, io credo che bisognerebbe parlare con attenzione, ma seria, di capitalismo reale, degli effetti che il capitalismo reale produce sulle nostre vite. Mi sono permesso a margine, ma non è un fatto personale, perché io detesto, francamente, se c'è un dato che non sopporto è l'ipocrisia, il fariseismo, troppi sepolcri imbiancati a volte. Ho commentato in particolare un dato che è quello di Più Europa, anche alla luce insomma di cose che sentire alcuni esponenti di Più Europa parlare di ambiente mi ha fatto venire anche un po' da sorridere. Avrei voluto sentirli in passato. Ecco, i temi non si cavalcano al momento perché magari si spera di incassare qualche royalty elettorale. Poi la gente se ne accorge, credo. La gente se ne accorge, tutto sommato, anche in assenza di un'adeguata informazione, finisce che ti boccia perché percepisce che sei un peso magari falso, mettiamola così. Bene, allora grazie. Sono stato abbastanza sintetico. Maurizio, grazie per la sintesi. Poi domani ci risentiamo alla stessa ora, alle 9:15. Intanto buona giornata. Buona giornata a te, Giulio, e buon ascolto e buona rassegna stampa. E buona battaglia. E poi facci sapere se si muove qualcosa, dove si muove, chi si muove, come si muove. Ce lo dici anche domani. Grazie a Maurizio Bolognetti, giornalista di Radio Radicale, segretario dei Radicali Lucani. Lega Liguria, Genova PD, la Liguria Trazione Lega, scrive Repubblica, in cronaca cittadina di Genova, col 33,88% dei voti il Carroccio è il primo partito anche in Liguria. Sestuplica il risultato delle europee 2014, pensate era al 5,5% e rastrella il 14% in più delle ultime elezioni politiche. Una valanga di voti, scrive Repubblica. Salvini domina in tutto il resto della regione, oltre a Genova dove c'è il PD, primo partito, e nel Ponente sfonda addirittura il 40%. Nel capoluogo però il PD si riprende la leadership che un anno fa le politiche era andata ai 5 Stelle, ora in caduta verticale. Centrodestra sempre più forte in vista delle regionali 2020, Fratelli d'Italia ancora giù, Forza Italia con Toti da tempo vicino al partito della Meloni. Così. Poi abbiamo il capitolo Emilia Romagna, ma ne parliamo magari anche tra poco, dopo la pausa. Poi inizia sulla notizia, ma senza troppe sigle, proprio in versione smart, perché dobbiamo parlare con Riccardo Ruggeri, e poi più tardi aprire come al solito le linee, naturalmente, per chi vuole intervenire. Ci sentiamo tra pochissimo. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia.